Ciao a tutti amici, buonasera da Napoliello 87. Siamo carichi questa sera? tornati. Siamo carichi questa sera. Io con Napoli stasera non gioca la Juventus e il Milan, con tutto rispetto, gioca il Napoli questa sera. Vediamo dopo 3 lunghi mesi. Io sto carico a palletturo, voglio. Ottimo. Allora, vediamo chi abbiamo C'è qua. tanta ansia. Buonasera Giada, buonasera Erni, buonasera Mario Lauducino. Scusate se sbaglio, io ogni tanto con nomi. Buonasera Antonio, forza Napoli, abbiamo un'inondazione, Napoli, ragazzi, dai. Buonasera Leonardo, Dai, che ti fa Inter, ma noi te pigliamo lo stesso. Stesso, Noi ciao Leonardo, Truglio, ciao. Ma Marek, ciao Marek, abbiamo forza. pure Marek. Ah no, è Francesco, dai, Sì. ciao Francesco. Buonasera Roberto. Ciao Roberto, buonasera a tutti signori. Allora fateci sapere cosa pensate, cosa succederà stasera. Vogliamo pronostici. Sei uscito pazzo. Sì, mi è uscito pazzo. Sì, questo ve lo dico sempre. Sono uscito pazzo, mamma. Ciucciariello è uscito pazzo. No, poi solo Ciucciarella, comunque vi do le... Che è Leonardo Truglio? Comunque vi do... Praticamente vi do le formazioni ufficiali appena escono, appena fanno vedere, ve le do. Ah, Leonardo che dice Napoli fa schifo, no, caro, ne capito. No. Per ora siamo nella pubblicità, voglio ancora niente. Ancora quando inizio usciamo pazzi, voglio forza Napoli, la mia maglietta lo Napoli, la squadra più bella del mondo. Ragazzi, dateci pronostici. Bellissimo, scudettro Napoli, voglio Napoliello sì. Sì. Piacere Giada. Giada, purtroppo mi ha messo le catene, sì. Oh, poreno. Dai, zitto. Conosci Jacopo Marchiso? Sì, è mio amico. Siamo amici, siamo la coppia del 2020. Erni Osmani, no. Francesco tua sorella. No. Ora a me. Comunque Erni sei un bravo ragazzo, resta qui che vedrai ti aspetterà una sorpresa. Buonasera Cristian. Buonasera. Napoliello e signora Napoliello. Grande Cristian, forza Napoli. Vai. 0 Inter per Leonardo, Faccio uscire pazzo. Forza Napoli, buonasera Napoli 3, Inter 1. Come dice mamma, faccio uscire pazzo. Sì, Napoliello, pronostico. Io l'avevo detto, per me i pronostici sono o 1-1 oppure no, che cazzo stai dicendo? O 1-1 o 1-0. Gol di Eriksen per l'Inter e poi Mertens per il Napoli dal 70° all'80°. Oppure finisce 1-0 per il Napoli, sempre Ciruz Mertens. Speriamo. Stasera Mertens, che doveva essere dell'Inter, doveva essere pure già a Milano, doveva giocare con l'Inter, invece gioca con il Napoli, farà gol proprio contro l'Inter. Allora, vediamo. Grazie Giada, ciao, che Giacomo. mi fai complimenti. Forza Napoli, allora, sono Pasquale. Oh, Pasqua, fammi salutare Pasquale. Ciao Pasqua. Un attimo di calma, perché sennò facciamo un casino qua con i commenti. Roberto dice per il Napoli 2-1, speriamo. Leonardo l'aveva già detto 3-0 per l'Inter. Buonasera Francis. Cristian naturalmente vince il Napoli. Ciao Franci. Pasquale, abbiamo Pasquale. Ciao Pasquale, buonasera. Buonasera Giacomo Busiello. Forza Napoli sempre. Vai ragazzi, dite pure il marcatore, i marcatori chi sono? Franci dice 0-0. Anche uno 0-0 passiamo noi, però è meglio se vinciamo, ragazzi, meglio se vinciamo. Erni dice 0-3, 0-2, 1-3, cioè gioca il Superenalotto. Leonardo, però, cioè, se stai qua per offendere, che ci stai a fare? Ragazzi, non vogliamo litigate noi qui in chat. No, non litigate, ragazzi, non litigate. Giacomo dice che tensione, già, mo dobbiamo vedere. Roberto che ha detto io è tanto che sono uscito pazzo, mamma. Hai visto? T'ha già imparato. Grande Roberto, lo devi sempre dire, questo è il mio motto. Sono asciutto pazzo, mamma. Capito? Però quando fa gol Napoli, Mertens e Strunz, sì, infatti stasera è ancora più Strunz perché fa gol. Stasera fa gol. Doppietta di Mertens e gol di Zielinski. Vabbè.
Speriamo. Speriamo, un bel 3-0. Intanto ci fanno vedere con le mascherine. San Paolo vuoto, Poi i peccato. rappresentanti dei medici, infermieri e operatori sociosanitari, Ma ovviamente. è un po' bruttino vedere il San Paolo vuoto, però i Donato sedolini Lupo, tutti azzurri. buonasera, sono nuovo. Buonasera e benvenuto. Ragazzi, Ciao. ricordo a tutti chiunque sia in live, per favore di lasciare un like per aiutarci a trovare più persone su YouTube, e se vi stiamo simpatici lasciate un'iscrizione, non costa nulla. Iscrivetevi al canale, ragazzi, quelli appena nuovi, detto. un bel click sull'iscrizione non vi costa niente. E se volete offrire un caffè a questo disgraziato Napoliello, potete lasciare o un commento in super chat, o se volete in descrizione c'è un link per una donazione tramite PayPal. Ha visto, stanno inquadrando Younes in panchina, poi ci stanno 3 dottori, che è là, mezzo campo. Te l'ho detto prima, il rappresentante dei medici, uno degli infermieri e uno degli operatori sociosanitari che hanno lavorato Con basta sera duramente vinciamo, in questo periodo. Maria Pino, quando ne prendete il Napoli stasera? No, No, dai, si vince stasera. C'è pure Gulam in panchina. Il primo gol lo permettere, penso tu intendessi per Mertens, giusto Giada? Ciao Francesco, buonasera. Buonasera a Francesco. Vediamo un po' sta partita cosa porterà stasera. Per ora non vedo Rino, Giada, ma che fine ha fatto? Vedrai, arriverà, prima o poi arriva sempre Rino. Capace arriva in orario per le 9 proprio. Donato ci ringrazia, è un onore per me conoscervi, grazie. Grande Noi Donato. vogliamo bene a tutti Grande quelli Donato. che ci vengano a Leonardo trovare. Truglio, quelli in mezzo al campo, chi sono? Sono un rappresentante di un medico, un infermiere, un operatore sociosanitario in rappresentanza di tutte le persone che hanno lavorato duramente in questo periodo contro il coronavirus. Ma hanno venduto Koulibaly? No, per ora. Speriamo di no. Aspetta, fammi vedere un attimo le formazioni ora, state un attimo calma, già dice informazioni. Quando appaiono. Ora fra poco ci sono. Enzo, buonasera. Fratimo, Forza Napoli, sempre incitiamo il nostro folletto belga per il suo 122esimo gol, esatto. Vai Enzo, buonasera, Forza Napoli. Intanto stanno entrando le squadre in campo. Comunque Enzo dice, se segna Mertens prepara una bella limonata per Gianluca Castellano. Sì, anche senza tifo è un circo. È brutto, il San Paolo voto è brutto. Ma noi facciamo tifo tutti insieme da qua, vi teniamo compagnia noi. Forza Napoli sempre! C'è le squadre in campo, ragazzi, c'è le squadre in campo. Ora sono ancora con praticamente le cose di riscaldamento, però... Strano, ma non stanno ritardando perché sì, alle 21 dovevano cominciare, stanno ritardando. Ma l'arbitro chi è? L'arbitro è già in campo. Rocchi o Bandi? Perché mi imbroglio io. Sai che forse è Rocchi, forse. No? Che strano. Anche le formazioni stanno ritardando. Devo andare un attimo in bagno intanto. Guarda un attimo sul telefono mentre vai. Oh, che succede? No. Marimar, buonasera. Mandate un saluto al mio amico Romano, lui è del Napoli. Un saluto a Romano. Non so perché i giocatori non stanno uscendo. Forse arrivano adesso, ma è strano che gli arbitri sono già in campo. Ho visto che hanno cambiato le porte. Beh, è probabile, in 3 mesi possono aver cambiato tante cose. Non lo so, perché i giocatori sono nel tunnel, stanno per uscire ma non escono. E non so perché. Ragazzi, guarda se c'è qualcosa. Ragazzi, questa sera è in completina, anche un pantaloncino del Napoli, anche il pantaloncino del Napoli. Stasera è serio. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Allora, ora entrano, guarda. Ma è un po' che sono lì. E l'arbitro è già in campo da mo'. Dai che si vince, speriamo. Stanno aspettando là i Miri, vai giù. Poracci, li stanno facendo stare là in mezzo da 3 ore. Sì, lo vedi, stanno lì ma non entrano. Non dice niente, boh. No, ti ho detto, guarda se c'è qualche informazione. Dai che si vince Forza Napoli. Sì, speriamo Francesco. Dai. Basta! Dico solo sempre. Che è successo, mamma? I giocatori dell'Inter stanno entrando, finalmente. Vediamo un po', ragazzi. Vai giù, amma vinci.
Stanno entrando. Donato dice che è un grande amico della Sonia. Ah, ora vi dico le formazioni, amore. Se ce le fanno vedere. No, ora le fanno vedere. Perché le tenete Ho stare a capito, fare? cioè, è 3 ore che stiamo aspettando. Se informazione fammele di. Conte, Apuriele sono un grande amico della. l'avevo già detto. Sì, di quella del Parma, grande Donato, grande. Brava persona anche Sonia, eh. Ovvio che si vince. Sì. Comunque, anche senza tifosi, l'occhiata del San Paolo con i sedolini tutti azzurri è bella. Sì, fa comunque scena almeno. È Buonasera bella. DM. Ciao Demme! Ciao Demme, buonasera, grande, sarò con te sempre. Sarò con te. Allora, ora leggo le formazioni, perché ora dovrebbe dare. Diamo un calcio al Covid, ma anche 2. Salutate, ciao Marimar. Ciao Marimar. Lasciate un'iscrizione, un like al canale, mi raccomando, e condividete sui social. Grande. Ecco, più siamo, più ci divertiamo, ragazzi. Più Strano che siamo, ancora più non ha ci fatto divertiamo. vedere formazione. O le fa vedere dopo, proprio dopo lì, non mi sa, che escono. Può darsi. Mi sa di sì. Mi confondo tra Sky. Comunque Rai, sì, il Napoli c'ha la novità che gioca Elmas, Zielinski, Dem e Politano in attacco, Politano, Insigne, Mertens. Ale. Mamma mia, c'ha 2 cambi inaspettati, Elmas e Politano nei titolari. Allora, intanto già so quale gioca il Napoli a livello di formazione. Il Napoli gioca Ospina tra i pali, difensori centrali, Maximovic, Koulibaly perché Manolas è infortunato, terzino destro, Di Lorenzo, terzino sinistro, Mario Rui, centrocampo, Demme, non c'è Fabio Ruiz, c'è Elmas e c'è Zielinski. In attacco, Politano, Insigne, Mertens. Wow. Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campione. Infatti, l'ho detta già, è uscita, ma io già ve l'ho detta tutto, quella del Napoli. Vediamo per Aspettiamo l'Inter. quella dell'Inter, aspettiamo quella dell'Inter. Comunque, ragazzi, Elmas al posto di Fabio Ruiz, non so perché l'avrà studiata così, avrà visto meglio in condizione Elmas, perché dopo 3 mesi di stop. Bisogna vedere chi è in condizione e chi no. La stessa cosa è valsa per Politano, che l'ha preferita a Callecon, capito? Sì che... È partito il minuto di silenzio in Minuto ricordo di delle silenzio. vittime del Covid. Dai, forza Napoli, voglio. Demme, devi segnare, Demme. Sarebbe proprio importante riuscire ad andare in finale. Stiamoci zitti pure un attimo. Vai Napoli! C'è Magnan! Vediamo. Buonasera C'è Magnan! Alberto. Forza Napoli. Vai Napoli! Faccia scipazz, mamma! Vediamo. Faccio uscire Paz! Faccio uscire Paz! Oh Rino, buonasera. Eccolo Rino, buonasera Rino! Siamo tornati. Faccio uscire Pazzo, Rino, faccio uscire Paz! Una ci faccio pazzo stasera! Vediamo, vedremo stasera. Rino, che io pensavo che eri andato in banchina. Ti Oh, vedo in banchina, Rino. Rino Gattuso. Le solite battute tristi. Ma vince stasera, ma vinciamo! Sei. Siamo uscire pazza. Siamo scipazzi. Ma se pubblicità tutto la starai a Rai. pubblicità, soldi. A proposito, lasciate la donazione a Napoliello, offritegli un caffè grazie al link in descrizione o con un messaggio in super chat. Ciao Danilo Piluso, buonasera. Buonasera. Lasciate l'iscrizione, voglio pulite a Napoliello campione. Napoliello campione. Napoliello torna campione. Sì. Ma torna campione, un Napoli. Lasciate il like ragazzi per chi è entrato in live da Napoliello, poco. ma lei è la tua ragazza? Sono la moglie, purtroppo. Purtroppo. Schiatta la capa. Ti schiatta la capa. Ah, Gesù. Forza Napoli, Giada, forza Napoli.
Forza Napoli sempre. Abbiamo lo stemma più bello del mondo, ma guarda quanto è bello, azzurro, blu, mamma lo Carmen, mamma, ma fai a scipazz. Sì. E i conigli che scappano. Sento Luca scappa. A fare bestie. Danilo Piluso, sono juventino ma dico 4-1 Napoli, entra in forma, prima vista la... Grande Danilo, grande. Speriamo. Roberto, il caffè te lo offro io, mamma. Uè, grazie Roberto. Grazie Roberto. Comunque c'è bello vedere anche tifosi della Juve, dell'Inter che praticamente sono, come posso dire, va bene, che sono obiettivi oppure che sono, come si dice? Che non si azzannano? No, che sono rispettosi gli uni degli altri? Sì. Ok. Mario dice forza Inter. Forza buona gara ragazzi, che vinca il migliore. Grazie Jacopo pure per te, buona gara. Buonasera Jacopo e grazie. Forza e in bocca al lupo, ma forza Napoli Francesco... Subito calcio d'angolo per il Napoli. Francesco Rotundo dice 3-0 Napoli, speriamo. Comunque l'Inter gioca con Andanovic, Bastoni se non mi sbaglio in difesa, vabbè dopo ci arriviamo, calcio d'angolo, il Napoli c'ha palla con Politano, siamo partiti subito forte, Isai va indietro, ma anche sì, in fase difensiva non gioca Mario Rui ma sta giocando Isai, non è Mario Rui, Isai di Lorenzo, ha scelto Isai, non Mario Rui. Vediamo. Donato Rino, piacere di conoscerti. Ai, subito pallone filtrato all'Inter a centrocampo con Candreva che parte, ancora Candreva, non lo fate defilare, Candreva, cross, brutto cross di Lorenzo, calcio d'angolo per l'Inter. Madonna, mamma mia, è partita forte. Si poteva gestire un pochino meglio questa fase difensiva. Sì. Però... non mi è piaciuto com'è. Abbiamo fatto prendere troppo possesso palla a centrocampo. Sono arrivati troppo facilmente. Sì, abbiamo aperto troppo il centrocampo, non mi è piaciuta sta cosa. Dobbiamo stare attenti lì a centrocampo, dobbiamo essere più attenti, anche in fase di mediana, a difendere la fase difensiva, perché ci siamo. Accorto! Ha fatto gol l'Inter, Luca, ma come cazzo si fa? Vai giù, vai a chi l'ha fatto? Eriksen, chi l'ha fatto? Eriksen l'ha fatto. Ha fatto gol Eriksen. Ma che gol stupido che ci siamo presi, proprio stupido. Io l'avevo detto che segnava Eriksen. Madonna, certo che la convince. No, però perché non Ospina, te ne affanculo. Ma perché non stanno arrivando? Guarda, mamma lo Carmen, come scemo Ospina. Ma guarda, porca puttana, poi vogliono, e poi Gattuso vuole far giocare Ospina al posto che Meret. Ma dai, chi su secondo errore che fai, un secondo, te ne affanculo. Politano l'ha deviata, però mamma lo Carmen. Vabbè, però la Ospina... Dai, vai ad affanculo, un gol a così un po'. No, veramente, cioè, proprio deficiente. Dai. Vai, Politano. Mannaggia. Ma che cazzo state a combinare? Mannaggia la puttana, mannaggia. Oh, piglia Kiss. Palla fuori, vai. Che sta facendo? Sto modificando il banner. Napoli-Inter 1-0 per Napoli. Ora lo cambio, sta un po' zitto. Tu guarda là. Eriksen come si scrive? Così. Ecco, ottimo. Ho fatto con l'Eriksen, sembra di sì, Ora vado lì. Oddio signori, mannaggia ne segnale, ma non si può, no veramente, cioè proprio... Ma stupido poi. Subito hanno fatto gol poi. Ma stupido. Io sono Juventus con Napoli, grande Danilo. Però mamma mia. Che ha fatto gol comunque Eriksen, sì. Deprimenza. Mamma mia, riassunto, ma non farei poi. Ma che cazzo? Statistica. Cioè Eriksen, proprio... sì, al terzo. Ho messo al secondo, vabbè, tanto uguale. Secondo, terzo minuto, insomma, sempre una rottura di scatole. Attenzione, è nato ancora l'Inter, Maronna, ma si sta rubando, si sta dormendo proprio. Guarda là, si fanno giocare. No, vabbè. In questo momento passerebbe l'Inter. Passa l'Inter. No, si va ai rigori, 1-0-1 e 0-1. In questo momento si andrebbe ai rigori. Mannaggia. Sì.
Stupido, proprio stupido. Ma stiamoci calmo, che il Napoli la può pareggiare. Però nello stesso tempo non ci dobbiamo tanto sbilanciare perché rischiamo. Perché abbiamo visto l'Inter in contropiede ci ha fatto gol. No, in contropiede. Sul calcio d'angolo. Sul calcio d'angolo Allora, il calcio d'angolo poteva essere evitato perché l'abbiamo gestito. Sì, ma proprio abbiamo fatto una cazzata là. Ma e il gol è stato proprio stupido, cioè già stupido. Sia Politano ma anche Ospina è la seconda volta che fa ste cazzate. Ospina dai a fanculo dai. Paolo, buonasera. Se può vedere questa maglietta ti ha contagiato il virus. No, mamma è uscita pazza. Ancora un altro, no Mario, no. Un altro per noi di gol. Graziano, buonasera. Male va ora, male, ma la difesa c'è ancora negli spogliatori. Buonasera, ciao 1926, buonasera. Buonasera. Comunque, ciao, come va la difesa? È negli spogliatori, sì. Sì, infatti. Male va. Ma secondo me doveva far giocare Mario Rui a posto di Sai. Non capisco perché. Ragazzi, mi raccomando, vi prego mantenere sempre un linguaggio educato e rispettoso. Iscrivetevi al canale, grazie Lino, grazie. Condividete la live e lasciate un bel like e un caffè se vi va. Oh yes, cioè, avete più modi per offrire un caffè a Napoliello. Potete lasciare un messaggio in super chat oppure una donazione diretta tramite il link che trovate in descrizione. Vai. Noi no. Vai. Dai. Troppo lento. Vai Politano, vai Di Lorenzo. Madonna, calcio d'angolo. Altro calcio d'angolo per noi. No, la ritoccata di Lorenzo e palla a portiere. Calcio d'angolo. Graziano infatti si chiede, ma perché non gioca Meret? Ospina è impresentabile. Sì, Ospina non lo posso vedere proprio titolare. Dai, aiuto, deve giocare Meret, deve giocare. Calcio d'angolo. Vediamo. Calcio d'angolo, vai. L'ha presa direttamente Andanovic. Palla in mano Andanovic. Andanovic rispetto a Ospina non le fa le papere. Mi dice forza Inter, ovviamente. Vai. Simone, buonasera, forza Juve, anche se stasera qua siamo Napoli. Cazzati, mannaggia, mi si è fatto inutile fatto. Mamma mia, mette Politano e Chillato là, ha fatto... sai là, ma Di Lorenzo pure là, no, però dai, è andato a fanculo, vai. Andato a fanculo. 1926, non è la difesa, ma con mezza squadra fuori, dopo mesi senza giocare può uscire qualunque risultato. Quello sicuro, però perché la condizione atletica dei giocatori fa la differenza. Io capisco se prendiamo gol su azione, ma un gol stupido, sì, come all'andato, come nel campionato, 3-1 per l'Inter. 3 gol stupidi che l'abbiamo regalato noi. Anche questo l'abbiamo regalato noi. Rino che piange, Ospina ha fatto la papera. Ha rotto cazzo Ospina, Gattuso ancora non ha capito che da fai un cameretto. Ma che ci vuoi, cucchiaino? Non lo so. Adesso la viene palla l'Inter. Non si può proprio vedere. A mezzo campo. Voglio, eccomi qua. Ciao Sonia. Ciao Sonia. Lupo, amico mio, finalmente dai Napoli non mollare e la riprendiamo sta partita. Speriamo. Dai. Speriamo perché ce n'è bisogno. Comunque è lunga la partita, siamo all'ottavo minuto. C'è tutto. Simone simpatizza per il Napoli. C'è tutta da giocare, c'è 80 minuti più il recupero, possibile recupero. E Donato dice si spera sempre nel Napoli, pure noi speriamo. È lunga, hanno fatto con loro, hanno fatto con loro. Dai. È tutta da giocare. Però mamma. Grande Maximovic, grande chiusura. Però, mamma mia, li facciamo andare via troppo facilmente. Centrocampo che sta dormendo, ma proprio non ce la fa, che ne sai? Oddio. Non ti piace l'Inter? Per ora è più pericolosa di noi. Sì, ragazzi, in chat sfottiamoci in modo decente, cioè tranquillamente, però cerchiamo di tenere sempre i toni calmi e non essere offensivi. Vogliamoci bene tutti quanti. Onestamente, quando c'ha palla l'Inter è più pericolosa perché sa cosa fare. Noi mi sembriamo un po' spacciati. Graziano dice: non sappiamo cosa fa con palla fra i piedi. Qui non c'entra la condizione tecnica se ha preso gol da Polli, esatto, cioè è stato proprio una cosa proprio a Strunz. Niente parolacce. Buonasera Black Lion, dai non ci arrendiamo mai. 1926, Ciuccio Severe
a via Luongo. Lo Ciuccio è ferito ma non è morto. Vediamo. Lo Ciuccio è ferito ma non è morto, ora esce fuori. Vediamo, dai. Noi tanto facciamo sempre così, siamo come i motori diesel, ci vuole un po' prima che carburiamo. All'inizio, Vai, se spera. almeno. Mertens. E chi le molle c'è. Ah. No, niente, noi non si riesce a tenere palla No, per più niente di proprio. 30 secondi. Ciao Filippo di fila. Sepa, buonasera. Buonasera. No, questo proprio no. 1-2 sarebbe 2-2 tutti contenti. Napoliello, sai che hanno abolito i supplementari? Entrare Sì, in lo caso so, si va lo solo so, direttamente ai lo so. rigori. O il Napoli si sveglia o non si esce più, quello è sicuro, però dai, magari prima o poi ci svegliamo. Ah, signore. Dai, Emi, non è successo nulla di che. Non ho insultato. Sì, dai ragazzi, state buoni. Buoni, tranquilli. Mannaggia la miseria. Cioè, palla al piede non sappiamo cosa fa. Cioè, li vedo proprio bamboliti, non sanno cosa fare, senza idee. Saverio, buonasera. Dai, Napoli, sai, allora. Napoli per sempre, per sempre. Cioè, guarda, poi buttano i palloni a casaccio. Mandate vai. Madonna, no. Ho preso No, vabbè, non è che l'ha insultata, ha detto che a lui non piace, in modo un po' brutto, però ha detto che a lui non piace, non è che l'ha insultata o ha detto qualcosa di Vai. eccessivamente Vai, negativo. di Quindi Lorenzo. ragazzi, siamo un attimo tranquilli tutti quanti. Tranquilli, non è successo niente, andiamo oltre. Vai, Spina. Ma che cazzo di pallone indietro dai? Vai Maximovic, vai, spingi. Vai, voglio un po' di cattiveria, vai di Lorenzo. Mamma mia, dai. Andiamo troppo molli noi, e l'Inter è più cattivo di noi stasera. Sì, noi non ci facciamo mai vedere nella zona d'attacco. Napoliello, ti voglio bene, sei un bravo ragazzo, ma la coppa la vinciamo noi. Buonasera, dottor Vai. Bococco. Vediamo Bococco. Baiocco. Stavo dicendo Baiocco. Sonia Cambi, io non potevo mancare di abbraccio. Grande Sonia, non devi mancare mai. No canale Napoliello. Ragazzi, chi è arrivato da poco, ricordo, se vi va di lasciarci un like, se vi stiamo simpatici di lasciare un'iscrizione che non costa nulla e se volete offrire un caffè a Napoliello potete fare una donazione tramite il link in chat o scusate, il link in descrizione o una super chat. Rino Nair, un abbraccio anche a te Sonia, Mario Pino, Ernie Osmani, siete una bella coppia. Grazie. Mario dice Napoliello sei simpatico ma forza Inter, forza Napoli. Forza Napoli, sempre Simone Bococco, la coppa è della Juventus. No ragazzi, la coppia ce la vinciamo noi. La coppa, non la coppia. Vabbè, scusate, ogni tanto me ne cippo anch'io. Abbiate pietà. Mamma mia, ma buttiamo i palloni a casaccio, ma che cazzo state combinando stasera? Mamma mia, scandaloso. Chi è? Dammi sulla Ashley Young, l'ha steso. De Laurentiis c'ha una faccia Junk con la mascherina, si vede che è nero. Sì, poi c'ha una barba, nero. Gli è spuntata la barba da Babbo Natale sotto la mascherina a De Laurentiis. Fatta la barba dell'ora, nemmeno i soldi potete fare la barba, spieno, porca puttana. Si ticchia paccate jugature e nemmeno potete fare la barba, una lametta. Oh Gesù signore. Che cattana la lametta. Buonasera Destrox, che ti fa Inter, forza Napoli. Oh, ciao Destrox. Forza Napoli, sto bestemmiando insieme a voi, Mamma mia. Non si sveglia, il Napoli no, sta rumbando la zizza a bocca, Napoli. Ma veramente. Vai, guardati la live per la finale, dobbiamo farla insieme, dice Paolo. Vai. C'è che là, non so. Mi fa ingrazzare, ma è rotto cazzo, non stanno facendo niente. YouTube non gliene importa però. Uè, fra, ricordati la... sì, capito. Ah, signore, ragazzi. Che dai, pena. Dai, che c'è tutto, è ancora lunga, dai. Oh, madonna. MD, Maronne, però, facciamo che cosa? Mi sembriamo una casa caruta, voglio. Una casa caruta. È uguale. Dice Sonia, abbi fiducia, Napoli è grande. Speriamo che si sveglia. Ecco un altro lancio di Eriksen. Che ti ho detto che sta rompendo un cazzo Eriksen oggi? Quando io conosco un Napoli rompono sempre un cacchio i giocatori che giocano la prima partita con KK c'ha sempre. Vedono l'azzurro e rompono un cacchio. C'è storia.
Oh, madonna. Perché la sei come un madonna. baccalà e caruti, un baccalà in Fa la patata. centrocampo di Mertens. Dai, su, però svegliamoci, ma veramente. Oh, che fatica. Certo a tenere Fabian Ruiz e Callejon in banchina, cioè due giocatori così vabbè. importanti. Graziano che dice? Ma No, perché... aspetta, Giada, Marò prendo il mio fegato, lo metto sul tavolo e lo sbrano. Che dici? Graziano, ma perché quando si fanno prestazioni così a DL non si arrabbia Iosa come faceva Gaucci con il Perugia? Al massimo accorta fa una lavata di testa con shampoo. Guarda la chi c'è su Candreva. Oh, Madonna. Non lo fa tirare. Madonna. Tiro di Candreva sopra la traversa di poco. Da Mamma fuori mia. aria. Mamma mia. Ma perché? Ma poi l'hanno dato lo spazio per tirare. Guarda come si è accentrato, guarda là. No, guarda, vabbè. Guarda là, non c'era nessuno. Buonasera Ciccio Rossonero. Oh, ciao Ciccio, ciao fratello, buonasera, grande Ciccio. Oh, Madonna santissima. Paolo dice sì, mi è piaciuto, l'ho visto dalla polizia, l'ho visto. Ragazzi, qui la cosa non va. Cioè, stiamo riprendendo come abbiamo finito il campionato 3 mesi fa, uguale. E non va bene niente. No, a parte l'ultima partita che è chiuso il campionato. Sì, vabbè, a parte sì, vabbè, però c'è queste prestazioni così che non si riesce ad andare in attacco e a noi ci bucano così facilmente. Dai, ma porca infame, ma 3 passaggi di fila. Ce la fate a defà o no? Mamma mia. Non lo so. 3 passaggi, non riescono a fare 3 passaggi di fila. Dai. Vai. Vai, buonanotte. Calcio d'ampo. Per noi. Politano bloccato da difesa dell'Inter. Conquistato un calcio d'angolo. Vediamo un po'. Andiamo, raga. Politano, ma proprio numero 21. Tarranarà. Manchi cane. Forza. Politano dal calcio d'angolo. Vediamo un po'. Angolo. Forte e tesa, Mario Spisa dalla capocciata di Skriniar. Si è rimasta lì la palla, però, a bordo dell'area. Ma non c'è mai nessuno, uno contro 2 difensori però. Cioè, se la stiamo ritirando indietro. Vai, Dem, fai un lancio buono. Buonanotte, Di Lorenzo. Cioè, facciamo il lavoro noi per gli interisti. Vai, Dem, vai, cose buone. Troppo semplici giochiamo, troppo... Rimaniamo bloccati a centrocampo e non ci smuoviamo lì. Vai, Martinovic, lancio per... Isai, avanza Isai, ancora Isai, Insigne, vai Insigne, vai. Dai. Siamo troppo l'Inter è tutta dietro. Non si passa. Allarga. Ora c'è chi è? Politano. Vai Politano, dribblalo. Ma che si è combinato? Politano, ma che cazzo è stato a combinato? Niente. Zelinski, andiamo Zelinski, vai. Uno vicino, no, Mamma mia, ma c'è Indo Gab. Alberto dice vai Mertens. Vai Isai, ancora Isai. Forza, fallo al piede, la larga per Maxi che è Elmas. Fallo, punizione da fuori area, punizione. Centrale. Se l'è conquistata fuori dell'area, dai. Mertens se l'è conquistata. Punizione da fuori area. Se l'è presa Politano se l'è conquistata Politano. Dai, non sta facendo malissimo però. Sì, ma per ora. Cioè, si scambiano pallone e sbagliano ogni volta che si scambiano pallone. Ma mica solo lui, tutti. Sì, che sto dicendo? Si scambiano tutti. Non mi stanno piacendo. Non mi stanno la linea. Vediamo se la linea regge. Non mi convincono. Già dice, uffa, ma sono l'unica parmigiana che ti fa Parma in chat, mi sento sola, pora Sonia. Zitto, punizione. Questa è la punizione di Mertens. Dai Mertens, fai un bello Vediamo. Voglio punizione, Ciruz Mertens. Zitto, fuori area, Mertens o Politano. Anche Politano, ma io penso la tira Mertens. Simone dice che l'Inter sta giocando bene rispetto a Napoli, sì, è vero. Dai, zitto che tira la punizione Mertens. Vediamo. Parte Mertens. Barriera piena, poi Mertens fuori. Niente. Madonna. Niente, voglio viva che un attimo in bagno. Dai, che ogni 3 secondi se ne va. Ciao. Ma già pisciamo? Appunto. Perché?
Perché Mertens sbaglia sempre le punizioni. Signore mio, ragazzi, qui non ci svegliamo, non ci stiamo riprendendo, siamo quasi al 20° del primo tempo e non stiamo a fare niente. Beh, è vero anche che l'Inter da un po' non si affaccia nella nostra area, questo è vero, ci stiamo provando, però stringi, stiamo a fare niente. È più pericoloso. Ernie, sei contento? Lo so che sei contento. È più pericolosa l'Inter quando c'è un palo al piede per noi. Quello è sicuro. Ma quello è sicuro. Ma vediamo se ora un pochino riusciamo, Ma perché la fase Dai. Noi con le squadre fisiche andiamo in difficoltà, non c'è niente da fare. L'Inter è una squadra fisica, ha tutti i giocatori alti, grossi, e il Napoli con le squadre così va in difficoltà. L'abbiamo visto, Lukaku, De Vrij, lo stesso Skriniar, c'hanno tutti i muri alti là, Noi abbiamo tutti i tappettini. Cioè, pesce e pesce, pesce e pesce, sì. Stasera facciamo pesce e pesce veramente. Mamma mia. Come cacchio si fa? Come cacchio si fa? Che tristezza. Questo è il nostro obiettivo che dobbiamo portare. L'unico obiettivo che ci è rimasto. Perché poi l'Europa League è fattibile, ci siamo, però sì, vabbè, ti devi portare un trofeo a casa. Se non vai in Champions devi vincere. Oh madonna, riattacca l'Inter. Eriksen, allarga per Candreva. Attenzione, il cross di Candreva. Non lo fa tirare Eriksen, no! Mamma mia, meno male, lento, dai. Meno male, lo Spina va a parare. Se non parava che andava a Napoli, lo pigliava a schiaffo, pure senza poteva trasì. Ragazzi, però noi non riusciamo a fare un'azione seria, mentre l'Inter ogni volta che viene in avanti è pericoloso, riesce a trovare lo spazio per tirare. Mentre il Napoli no, perché l'Inter è tutta bella schierata. Ernie se la sta a godere proprio, giustamente per lui, purtroppo per noi. Questa doveva essere la partita di Mertens, invece sta rumendo veramente. Rino ti chiede come vedi KK. Ha ragione Giada, come vedi KK, per ora sta rumendo purissimo. Cioè, la fase difensiva del Napoli dormicchia un po', perché li facciamo tirare. Vai, più convinzione. Ma dai, ma in attacco non c'è nessuno. Vai, Mertens, mamma mia, vai! Ma no, ma che cazzo, è scivolato proprio poco, Mertens. No, vabbè, allora Mertens è riuscito a levarla dai piedi praticamente da Andanovic. No, Politano l'ha levato. Era Politano. E Mertens è caduto in mezzo all'area come un cetriolo. È scivolato. E non c'è stava nessun altro in mezzo all'area. C'erano quelli dell'Inter. No, vabbè, ma non erano in mezzo all'area. No, c'era quello dell'Inter, l'ha presa perché è scivolato a Mertens. Ma perché è scivolato come un cetriolo? Perché sennò era lui e la porta. Vai, allargala. Vai. Madonna, ma dove cazzo tiri che era su Risser? Ah, signore. Non sono buono cazzo, insomma, due passaggi fine ne stanno fa. E mo riparte l'Inter. Che cazzo stasera? Un'altra volta. Guarda come arrivano in aria con una facilità. Mannaggia che la fa, mannaggia. Con una facilità arrivano in aria. Cioè, vabbè. Sonia continua a essere positiva. Forza positiva della chat è Sonia. Mi sta venendo infarto già da pure a me. Siamo in 2. Simone Lopez. Non è l'unico siciliano. Insieme a Ciccio. Ragazzi, lasciateci un like. Beh, prego, ce n'è bisogno in questo momento. Attenzione, è andata volta. Guarda la chi ci sta là su Young Cosca, Young, che cazzo è Young Nire. Vai, guarda là, fai lo sta. Meno male, c'è Koulibaly alto, meno male. Ancora, guardalo, mo fai. Guarda sai quando è il pollo. Guarda sai che il mongoloide che cazzo fa. Fa un cazzo, non fa. Ma perché a noi ci bucano? Ma perché ma ci crede, abbiamo i sai che non si muove a terra, porca puttana. Guardo un pallone a posto di guardare l'avversario che si muove. Guarda là. No, chi è? Di Lorenzo, Anche Di Lorenzo sta rumendo bella sta rumendo Di Lorenzo stasera. Franci secondo tempo che tu se li uccide nello spogliatoio. Infatti, la schiaffura ha da pigliare. Da fare una lavata di capo. Stanno giocando proprio male, ma proprio male il Napoli sta giocando. Ma è brutto. Secondo me Conte l'ha dato una carica a si giocare all'Inter. Sì, ma siamo che si dorme. Sta facendo un partitone l'Inter, mamma mia. Sì, ma no proprio, cioè si dorme però. Saremmo proprio che la sizza a bocca, veramente. Gesù. Dai, raga.
Mamma mia. Mamma mia, voglio... Che tristezza, che tristezza. Ma veramente. Questo è che guarda che porto male. Non sono di Parma, ma sono stato in Sicilia. Andiamo, vai Napoli, vai. Niente, noi ci si ferma al centrocampo, oltre il centrocampo non si va. Sì, ma perché ci bloccano? A noi ci attaccano. Sì, ma ci facciamo bloccare, perché ragazzi, No, loro perché... quando pigliano palla arrivano in area nostra che è una Ma perché noi siamo meraviglia. troppo lenti, non c'hanno idea a chi passarla, siamo troppo lenti. Ma va. Vai, allarga veloce, porca puttana, ma non dormite, vai, sai, vai, corri, Dai, corri. Ti peso il culo a te, vai, Insigne, vai pure tu, non hai fatto niente fino a mo'. Vai, vai, vai. Madonna, ma grossate in quell'area. Cazzo. E poi ripartiamo palla, E facciamo torniamo questo. indietro. Poi E si torniamo riparte indietro. Vai, rischi, madonna, santo, ci si fa o no? Vai, Dai! vai, merda. Che sti cavoli? Caccio, palla Niente. perché, niente, ci hanno contrastato. Ciccio dice, Fra, ti ricordi cosa ti ho detto oggi? Lo so. Me lo ricordo, sì. Oh Gesù. Ma io mi aspettavo una partita tosta, me l'aspettavo, una partita tosta. Infatti ho detto segnava pure Eriksen, ci ha fatto gol. Ci ha fatto gol però per colpo di Ospina. Sì, ci ha fatto un gol del cavolo. Sì, Ospina proprio Buonasera King. Fa proprio cacà fa. Oh Madonna. Ma guarda come arrivano. Oh, guarda là, cazzo. Meno male, Cioè, ma arrivano alla nostra area e diventano pericolosi con una facilità. È dovuto ritornare Elmas per fermare o cross in mezzo. È dovuto ritornare Elmas dal centrocampo. Perché, sai, se aiuta a fare una vacanza, sai, se ne aiuta a Nanza, se ne aiuta. Ma come si fa, DM ci dice siete meglio di Fius e Giuseppina. Grazie. Hai visto Ciccio i terzini del Milan, Calabria e Conti ieri sera? Di Lorenzo e sai, uguale stasera. Uguale, stanno facendo schifo tutte e due. Tutte e due. Angolo per l'Inter. Perché l'Inter riesce sempre a sfondare sulle Madonna, chi ha tirato? Tiro da fuori area. Da Brozovic, bel tiro da fuori area di Brozovic, per fortuna nostra è andato largo, sì. Meno male. Allora, Ciccio dice Ospina ha fatto una cavolata, ma brutta proprio. Sì. Mamma mia. Mamma mia, veramente. Che depressione, che depressione. Come si fa? Mamma mia. No, voglio... proprio non ci siamo, spenti, spenti siamo. Mannaggia la miseria. Spenti. Ancora, sempre da Candreva vanno, guarda come lo trovo, Scandreva libero, poi va, eccolo qua. Madonna, guarda, l'hanno fatta un'azione a memoria. Candreva, chi cacchio era là? Eriksen, Lukaku, mi sembra. Candreva, allora, apertura per Candreva per Eriksen per Lukaku, è andato meno male. Ma l'Inter quante volte sta tirando in porta? Quante volte ci è andato vicino? Ma la facilità con cui ci arrivano è sconcertante. Cioè, proprio come se manco noi ci fossimo. Invece noi siamo privi di idee, non sappiamo se tirare, no, passarla, non sappiamo che Noi siamo fermi, sembra che siamo impantanati nel terreno. No, non ci sono i giocatori, non ci sono. E l'Inter liscio, c'è buca. O cambia qualcosa nel secondo tempo, questa partita la perdiamo e usciamo, perché se giochiamo così... Che deprimenza. Che deprimenza, forza Napoli, Simo. Forza Napoli, sempre. Simona, Sonia, cioè mi sta pure a rincoglioni, abbiate pazienza. Speriamo che li facciamo stancare magari e poi dopo usciamo fuori noi, almeno quello, speriamo che sia così. Speriamo. Però attualmente vedo difficile. Guarda là, guarda come ci muove, guarda là. Oh, ma che cazzo fai, sai? Che cazzo fai? Una cosa orribile, Saverio, dai che un gol lo facciamo, dai. Speriamo. Dai, salite, porca... come se stessero amici. Vai. Sonia pensa al Napoli stasera che non c'è Parma, grande Sonia, meno male che ci tiri su demorale. Vai, sai, ma corri. Giustamente Giada dice Sonia è una di noi. Corri, sai, ma che stanno facendo? Mamma mia.
tutti Ciccio fermi, dice guarda là, che Gattuso mamma dovrebbe mia. fare entrare Callejon. Sì, ma lo deve fare entrare, perché proprio come si chiama, Politano dorme là avanti, cioè aspetta il pallone, Callejon aiuta molto la fase difensiva, cosa che fa meno Politano in fase difensiva. 1926 dice meglio uscire con l'Inter che con Gobbi, questo è sicuro, ma speriamo di non uscire proprio. No, noi dobbiamo vincere la Coppa Italia, è un obiettivo che il È Napoli l'unica cosa che ci resta. deve portare a casa. È l'unica altra cosa che ci resta. Per salvare quantomeno la stagione, perché se non vai in Champions vai in Europa League, è una stagione proprio deludente, non fallimentare perché non è fallito, no, però deludente. No, però sì. Deludente, molto deludente, diciamo. Perché il Napoli doveva essere la protagonista a contendersi lo scudetto, invece si ritrova per andare in Europa League e senza un trofeo, nemmeno la Coppa Italia. Cioè, triste, stagione triste. Triste proprio, cioè, la peggio stagione da 10 anni a questa parte, tra poco. Probabilmente, anzi. Cioè. Ragazzi, ricordo a tutti chi si è collegato da poco in chat, se vi va di lasciarci un like, di lasciare l'iscrizione se vi siamo simpatici. Ma guarda là, fanno andare ancora. Chi è? Young ancora. Guarda Young come va. Guarda. Oh, cazzo. Meno male Koulibaly l'ha levato, vai. Vai, allargala, chi cacchio è Politano. Buono, Di Lorenzo stasera, vabbè, Di Lorenzo non c'è stasera. Che tristezza. Di Lorenzo è messo male stasera, fa sfondare tutti i palloni, proprio è messo male. Mannaggia, ragazzi, ci vuole sto gol. Per risvegliarsi un attimo. Mamma mia, signore mio. Però. Continua a giocare l'Inter, tiene palla l'Inter. Guarda là. Ora sapete lo fanno grossa, sapete, due e loro fanno. Cioè, gli famo un baffo. Guarda là, guarda come si fa saltare Di Lorenzo, sta per cross. Ecco, cross in aria, ha fatto una grande parata. E poi se stava guarda là, ma come ti ho detto che facevo crossare? L'ha fatto crossare Di Lorenzo, sta facendo una partita penosa. Guarda là, Di Lorenzo. Guarda. Non si può, come cazzo fai? Cioè, sai fa crossa di là che Andrea, Ashley Young di là che crossa che dorme Di Lorenzo. I due terzini fanno schifo stasera. Vai Napoli, dice Alberto, magari c'è tempo, Ciccio, non lo so, c'è tempo. Conti e Calabria hanno fatto schifo, chi se ne vedono proprio stasera. Cioè, vogliono fare la lotta a chi ha fatto peggio, capito? No, cioè proprio non ci siamo. Bravo Spina, para tutto, insomma. Para tutto no, perché quel primo gol proprio colpa sua è stato. Cioè ora ha fatto una parata che ha rimediato un po' il primo gol, però. No. Sì, almeno. Però dai. Lo Spina. Oddio ragazzi, ci avviciniamo già alla fine del primo tempo. Siamo già al 32esimo. È 1-0 per l'Inter. 1-0 per l'Inter è pesante, mamma mia. Dai. Lorenzo non sta facendo una buona partita. No, il Napoli sta giocando male. Difensivamente ancora di più. Guardalo come scambia l'Inter. L'Inter sta facendo un partitone. Lautaro l'avanti, Lukaku l'avanti e Eriksen i migliori. Stanno a mangiare vivi. Ma anche Candreva e Ashley Young stanno facendo una grande partita perché si stanno mangiando i nostri terzini. Gli esterni, i loro centrocampisti laterali ci stanno mangiando i nostri terzini. Ashley anche come cazzo si chiama? E Candreva. Rino dice non preoccupatevi, facciamo sfugare. Speriamo, però poi che basta. Punizione su Politano. Speriamo che il secondo tempo è tutta un'altra partita. Speriamo che entrano con altra cattiveria, con la cattiveria in campo, perché il primo tempo non c'è stata proprio cattiveria. Cattiveria. No, proprio sì, non mi sembra più il Napoli, mi sembra una squadra sfogliata, senza voglia, spogliati proprio. Addormentati. Non c'è, senza cattiveria. Dai, come se fosse un allenamento, no? Invece non si rendono conto che stanno giocando in una semifinale di Coppa Italia, che la vorrebbero giocare tante squadre in una semifinale di Coppa Italia, invece no.
Ragazzi, a me mi sembra di essere tornata a gennaio. Ma come si giocava a gennaio? Ma Uguale? come quando sì, era venuta la prima partita di Gattuso che perse col Parma in casa. Uguale. Sì, prima, allora, verso le ultime partite stavamo iniziando un attimino a riprenderci. Sembra ritornati Poi alla siamo prima ritornati partita di indietro. Gattuso. Sì, alla prima partita Siamo di Gattuso. ritornati a gennaio, Che dai. si perse in casa col Parma. Oh, Uguale. Gesù, uguale, sembra la stessa cosa. Allora, vediamo, dice è tutto calcolato. È già stato in me anche in Cina, mi preoccupate che speriamo per il Parma che resta in Serie A, storia. Voglio, sono dussato. È tutto calcolato, dice Rino. Speriamo, Rino, però ci fanno pigliare un po' di infarto, non ci vogliono tanto bene. se è tutto Chissà calcolato, stasera vogliono far sfugare Napoli. Oh, Oddio, ancora, mannaggia la puttana. Oh, e gli vogliono far venire in esaurimento a Napoliello stasera. fanno fuori post partita indussato. È ancora l'Inter che c'ha palla, Sì, noi non l'abbiamo più toccata quasi. Mamma mia, voglio una partita in merda. L'Inter sta gestendo, l'Inter sta facendo anche la partita. Cioè noi quando si può si piglia la palla, si sta lì, si perde il pallone. Si è fatto quasi niente lui, che abbiamo fatto? Un tiro di emergenza da fuori area. No, niente. Cioè niente proprio. E loro ogni praticamente volta che proprio. vengono in avanti invece sono pericolosi, ci bucano con una facilità impressionante e diventano pericolosi. Noi non abbiamo fatto nulla. Sono più pericolosi loro, stanno meritando il risultato per ora. Questo è poco ma sicuro. Sta meritando l'Inter per ora. Voglio. Poco ma sicuro. Noi non ci siamo proprio. Siamo obiettivi. Certo. Se si va così avanti non andiamo da nessuna parte. O le cose cambiano al secondo tempo o si nocca. Ci rimettiamo le penne, ci rimettiamo. Ancora l'Inter che attacca, signori. Sì. Cioè. Noi perdiamo palla. Ma poi quando attacca Andrea facilmente. Ora cambia facile. Sta vedendo? Easy proprio. Ospina. Easy. Vire non dormire, Noi non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio. Quando l'Inter prende palla noi ci disperdiamo. Ma speriamo, Rino, speriamo che cambia tutto nel secondo tempo, guarda. Speriamo che cambia tutto. Speriamo. Sono grazie, pensa a una coppa da vincere, grazie Parma. Giallo per Brozovic, fallaccio su Politano. No, su Mertens. Fallaccio su Mertens di Brozovic, giallo. Oddio, ragazzi. Dai, magari no, chi è? De Vrij, non Brozovic. Fallaccio di De Vrij. Speriamo che De Vrij piglia il rosso, magari. Ora c'ha il giallo, dopo fa un altro fallo, il rosso. Cambia la partita. Magari con un uomo in più il Napoli può dire la sua, magari trova spazio. Perché per ora spazio l'Inter non ce ne sta proprio dando in difesa. No. Mentre noi gli diamo campi liberi proprio. C'è De Vrij, chi c'è in difesa? De Vrij e Skriniar stanno facendo un partitone in fase difensiva. Voglio veramente una partita impeccabile dei difensori dell'Inter. Conte, che cacchio protesti? C'è sto già. Buoni. Conte te ne sembra protestare. Capisco, sei un bravo allenatore, però quando c'è un giallo, è inutile che... Luca Buonasera dice che il Napoli non vuole proprio andare in finale, è vero? È vero. Cioè, proprio veramente. Vai Insigne, vai, però anche Insigne sta dormendo. Vai Temme, tira tu. Dai, tira ragazzi. una volta, tira. Mancare la porta, però. Cacchio, chi era? Mertens a limite dell'area. Mertens a tirare, Mertens. Da fuori area, fuori. Mertens, stasera non ci può proprio cogliere, Sapere, buonasera, non perdiamo, tanto siamo i più forti. Magari. Gattuso incazzate, Gattuso, ora le piglia a Morse in coppa un gol quando si dà la banchina. Se piglia a Morse, sei in magno. Sarebbe guarda, caso. Inter con 3 tocchi arriva. Ma cosa ti ho detto stasera? A Eriksen lo stanno facendo fa Maradona. Dopo Paolo. Fai le aperture da tutte le parti del campo. Si inserisce, tira. Eriksen fa Maradona stasera. Madonna. Te l'ho detto io che la prima partita che giocavo stasera Eriksen facevo un campione. È forte, però stasera sta facendo proprio esagerazioni. Fanno fare quello che vuoi.
Mamma mia, ma Mertens si è cagato sotto stasera, mamma mia. No. Sarà che troppa gente ha detto che faceva gol, che ne sai? Mamma mia. Guarda là! No, non lo fa. No, non fate. Ah, mannaggia la miseria! Che l'ha salvata Ospina? L'ha salvata. con le ditine. Oh, ha fatto un miracolo Ospina, ha salvato, ha salvato. Però no, scandalo, guardi sai, chi è quell'altro? Scandalosa. Chi era quell'altro quei cose? Chi cazzo era quell'altro? Che ha fatto il pene? Che è scivolato, che è scarpe rosse? Chi è? Mamma mia, scandalosi, Scandalosi. Chi era quell'altro? Demmer? Mamma mia. No, vabbè, ragazzi. O Elma, no, era Elmas. Cioè, la difesa nostra. Manco centrocampo, mamma mia, tutti sta facendo schifo, mamma mia, pena. Ma guarda come riescano ad arrivare. Ma meno in male che ha area. fatto oh, mamma mia. Altro tiro, altra parata d'Ospina. Meno Gesù, male. Signore mio, meno male me lo Ospina. Vai Insigne, vai ora in contropiede, vai però. Dai! Ma che vai? Non c'è Vai! Sì! Mertens! Dris! Mertens! Ma fa mucca! No! Che cazzo! Però i marcatori li hai azzeccati, Vai Ciro Mertens! Oh, però i marcatori li hai azzeccati, Napoliello? Li hai azzeccati i marcatori. Fa mucca! Napoli! Amore mio, vita mia! Cioccolatina mia, Mertens! Ciruzzo Mertens! Insigne ha fatto capolavoro là su due giocatori che era protetto palla. Mamma mia, grande Insigne, che assist ha fatto sulla copertura di Brozovic e Ashley Young, l'ha bruciata tutto. Ma Eriksen è tornato e in mezzo a due giocatori l'ha fatta passare bella. Francesco dice Cirucce, pensi tu? Grande Napoli, grande Ciruzzo. Già da Ama Mertens, Sonia ce l'aveva detto, Sonia è la voce dell'ottimismo, grazie Sonia. Adesso chi passa? Noi. Però è troppo presto, c'è tempo, però per il momento... tempo. Io non penso finisce 1-1 a sto punto, perché la partita è lunga. E mo' a mareggere. Ma fa mucca, avevo spento e ho sentito la notifica. Mamma, è asciutto pazzo, mamma, sono asciutto pazzo, mamma. Ok, sono asciutto pazzo. S'ha visto? Oh, ragazzi, festeggiamo, lasciate tanti like, festeggiamo. Mertens, asciutto pazzo. E iscrivetevi al canale. Vai, ora che si va. Mo che andiamo bene. Vai, mo che fai a scimunuta, che si ca, fai in dirto come un bigliardo. Cavalchiamo l'onda. Come cosa, come si chiama? Alberto, anche noi vogliamo bene a Mertens. Mamma mia, sono uscito pazzo. Così non si fa più, in ogni caso. Mamma. Sì, ai rigori non si fa più ormai. No, infatti. I rigori non ci sono più, o si passa noi o passa l'Inter. In questo caso abbiamo fatto gol ora, però se fa un altro gol l'Inter, il 2-1 passa l'Inter, speriamo che torna a andare. Dobbiamo fare un altro gol, dobbiamo fare subito. Sì. Li dobbiamo mettere in crisi. Ciao Pina Caccavale, forza Napoli, sempre forza Napoli. Sempre forza Vai. Allargata Zelinski. Dai, questa Elmas per Insigne, Mertens, Politano. Ora è il momento di spingere. Indietro, palla Maximovic per Demme indietro da Ospina. E ancora più indietro, sempre più indietro. Palla per Ospina, rilancio lungo. Che pesca. Bellissimo per Zelinski. Vai. Che c'è solo mannaggia la miseria, ma che è? Fallo. Fuori gioco. Zelinski in fuori gioco. Infatti è che lo dice, ma chi io? Sì. A quanto pare, già da gode come un riccio. Arrotolato, mamma. Destrox, Napoliello, avresti preferito Maretto lui a sinistra? Strano che Gattuso abbia preso sta scelta di mettere i sai. Io avrei preferito Mario lui perché spinge anche di più, i sai frena un po'. Preferisco Mario lui. Dai ragazzi. Ma forse perché Gattuso preferisci sai proprio perché difensivamente secondo lui è un pochino meglio, ma io Mario lui accorta a cantare. Mamma mia, chi era?
Che la sta fare? Maximovic, che partita di Maximovic. Oh, non fatela, mamma mia. Dai ragazzi, Maximovic sta giocando bene. l'unico in difesa. Sì, in difesa è l'unico che mi sta piacendo è Maximovic. Ale. Ha fatto un paio di interventi interessanti dietro. Vai mamma. Poi già mi manca la voce. Vedrai, urli come il dannato. Questo succede quando si urla come i dannati, quando il Napoli fa gol. Napoli lotta insieme a noi. Conquista la Diceva vittoria. Destrox soprattutto dopo la grande Conquista partita la contro il per- Barça. Sì. Di Marietto È nostra, lui. è nostra. Grande il mio Napoli, il nostro amore, il nostro Napoli. Grande Napoli che ci fa scipazzi sempre, però all'inizio. All'inizio ci fa sempre scipazzi. All'inizio ci fa impazzire. Ma però, maledetti. Ciruzzi te la pivaretta che segnava Mertens. Ite la pivaretta che segnava Mertens. A chiunque si sia messo in live da poco, se vi va lasciateci un like per aiutarci a trovare più persone. Se vi stiamo simpatici iscrivetevi al canale che non costa nulla, e se volete offrire un caffè a Napoliello potete utilizzare il link in descrizione o lasciarci Sì. un messaggio in super chat. Sono d'accordo con 1926, sì, ma Nolas Maximovic sarà una coppia perfetta. Koulibaly è calato tanto, ma secondo me anche la voglia di andare via, secondo me vuole andare via. Mo vediamo alla Ha perso fine un di po' questa di stagione che succede. Ha perso un po' di convinzione Koulibaly. Poi tutto può cambiare, sai com'è. Però la stagione è lunga, è appena ricominciato. Voglio... Carmine, mamma. Già Poi, così ma- come avevo detto, grande Mertens, voglio ci ha fatto godere. Per ora Napoliello ha azzeccato entrambi i Allora, marcatori, ragazzi, Eriksen siamo- e Mertens. Eh. Fine primo tempo, Fine primo tempo, 1-1. c'è basta. Niente. Ci è andato anche bene, per quello che si è sofferto e siamo 1-1 ci è andato bene, voglio di lusso. Onestamente fino al 40esimo, Sì, fino perché- al 35esimo l'Inter se- se la meritava tutta. Sì, perché se siamo obiettivi l'Inter meritava di essere in vantaggio. Ah sì, appunto, fino al 35esimo, fino al gol fatto in contropiede, l'Inter se la meritava tutta perché... Voglio pagare stava un veramente caffè schifo. favorito, grande 1926. Grande, io me l'ho preso prima della partita, come sempre, per scaramanzia pure. Se ci volete offrire un caffè, il link è in descrizione. Voi se volete offrire anche un aperitivino per domani che è domenica Aperitivo, senti a questo. Napoliello, Già sta a pensare all'aperitivo Napoliello. Napoliello sta già a pensare all'aperitivo. Gesù ma io signore. stasera mi festeggiamo un Napoli che passa. Sì, vabbè. Un Napoli che passa. Se vincete farò il tifo con voi contro i Gobbi. Grande Ernie, grande Ernie. Il Cristian stanco. Franci Napoli è un dice grande. ma che papera, è veramente. Grande Cristian, sì, Simrus, ma anche l'Inter, comunque devo dire la verità, Ernie, l'Inter sta facendo una grande partita. Ci sta un gol così perché si è sbilanciata in avanti, l'Inter era sbilanciata in avanti, è ovvio che il Napoli sta Di facendo la ripartenza. partita di ripartenza, come l'ha preparata Gattuso. Il Napoli gioca di ripartenza perché aveva il vantaggio in mano. Franci, intanto avete pareggiato, fregatevene, il calcio è questo. È beh. vero, Ciccio, quello è vero. Ma infatti cioè, il risultato va anche bene, ragazzi. Sta parlando di Zelinski, che dici? No, Sì, fammi sentire che dice, fammi sentire. quello va a sentire Sì. vicino alla TV cosa dice Zelinski, perché non vi si può far sentire, perché se si sente YouTube c'è shutdown. Ah, Gesù. Non è che senti, vabbè. Ah, il calcio non è un gioco. Beh, insomma, pare di sì in realtà. Enzo, buonasera. Ha detto è brutto giocare con uno stadio vuoto quando sei ritornato a Enzo San Paolo. Pastore dice segna con il numero 14 il suo 122esimo gol Dries Mertens. Diventa il capocannoniere del Napoli della storia, sorpassa Hamsik. Yes. Dice Zelinski, le parole di Zelinski, ha detto brutto ritornare al San Paolo senza pubblico dopo 3 mesi, 3 mesi di stop, e non è facile perché l'appoggio del San Paolo ci dava tanto. Esatto. È vero. Cristian dice il Napoli gioca con il cuore. Beh, insomma, verso la fine, perché tutto il resto della partita si dormiva. Ragazzi, chi vi è piaciuto e chi secondo voi ha fatto peggio nella metà
del primo tempo del Napoli e anche dell'Inter. Secondo voi chi è stato il migliore dell'Inter, il migliore del Napoli e il peggiore di entrambe le squadre? Chi sono stati? Scrivetevelo nei commenti qui e io vi, così, capite? Ne discutiamo Ne discutiamo insieme. insieme, dato che siamo qui. Allora, Mario dice l'Inter sempre così quest'anno, è vero, per fortuna nostra, ma anche noi sempre così quest'anno, che si parte sempre malissimo e poi a un certo punto ogni tanto abbiamo la scintillina. Uma Mertens è il miglior che sì, è il miglior capocannoniere, lui ha 122 Yes. gol. Ha sorpassato Marek Hamsik. Miglior capocannoniere del Napoli della storia. Sì. Mark dice non ci vuole credere, poveraccio, gli è presa male, giusto. Nicola, ero nella live di Ghiottone, che combinate qua? Beh, fino a poco fa ci disperavamo, ora più o meno ci siamo un po' ripresi perché il risultato Grande ci dà a favore nostro, però... Mertens 7 anni di Napoli e ha fatto 122 gol. Esatto. Però voglio, cioè, alla mostruosità di Cavani non ci arriva nessuno. 3 anni, 104 gol, porco. 3 anni, 104 gol, ma Cavani. Questo vuol dire che attaccante. Però Mertens 70 cioè, gol. era un altro tipo di attaccante, sì, Cavani, cioè, nel senso. Segnava da tutte le posizioni. Mario è disperato, giustamente. È forte. Allora, Michelangelo Erario dice che Andrea Insigne, penso che intenda i migliori o i peggiori. No, penso i migliori. Non lo so. Insigne per l'assist. Sì, Insigne diciamo ha avuto il pallone, non ha mai sbagliato niente, però non ha fatto nemmeno grandi cose, a parte nel finale questo assist qui. Mark dice il peggiore è Young e il migliore è Candreva per voi, cioè per gli interisti. Young ha fatto tanti cross dalla fascia, secondo me. Cristian dice Gattuso un mito senza precedenti. Ora gli fa una lavata Gattuso, secondo me. Forza Napoli, Ciro Mertens, grande, Ciruzzi, grande. E Mark dice Insigne è il migliore per noi. Non lo so. Sì, forse sì, fra tutti quelli, perché ha fatto l'assist, non ha fatto niente nessuno. Ha fatto un bel assist. Sì, è l'unico che ha... Sì, sono d'accordo. Ciccio Rossonero dice sarebbe stato bello Milan-Napoli. Migliore dell'Inter, Candreva ha fatto una grande partita, sono d'accordo. Mentre il Napoli Ospina però gli devi levare anche quella paperaccia terribile del gol. Si è equilibrato più o meno la cosa, dai. Mario Vassallo dice Cavani sempre uno di noi. Cavani tanta roba. Young meritava il rosso, si ha fatto un fallaccio Young, mamma mia. E Mario Laudicino, sì, l'ho detto bene forse, dice il migliore dell'Inter è Candreva, mentre per il Napoli Ospina, appunto Ospina però. Ma io devo dire la verità, a me Young dell'Inter non mi piace, non mi è mai piaciuto, devo dire la verità. Anche se ha giocato in una squadra come il Manchester, ha tante esperienze, ma non mi è mai piaciuto come giocatore. Secondo me è un po' troppo sopravvalutato come giocatore. Del Napoli non mi sono piaciuti Di Lorenzo, secondo me è il peggiore di tutti. Di Lorenzo non e sai. Di Lorenzo faceva sempre anche Isai da Candreva, sì. E Isai, metto tutte e due, dai. Di Lorenzo, Isai peggiori. Migliori anche lì è difficile, probabilmente Insigne perché ha fatto veramente una bella azione. Mi sta piacendo Maksimovic in base difensiva. Sì, Maksimovic è quello che si sbriga un po' di più in base difensiva, che va a prendere tutti i cross di testa. Ha smiracciato un po'. Giade Bassa dice Insigne è mio. Insigne, mi stanno piacendo Insigne e Maksimovic. È un po', diciamo... Vabbè, Demme sta giocando semplice come sempre, non ha fatto chissà che. Ha fatto un po' qualche capperata anche lui. Michelangelo dice Ospina prima ha fatto il disastro, poi 2 miracoli. Vero, assolutamente. Sì, ma mancavo, c'è già luccato così tanto con le Mertens. Yuri, buonasera. Io ho visto la partita, mi è sembrata forse caduta un po', non voglio dare alla squadra che il Napoli sta giocando bene, non c'è niente da dire. Ma insomma, il Napoli appunto per i primi 35 minuti è stato abbastanza un incubo. Sì, poi... Dopo il gol un pochetto ci siamo ripresi. Ma guarda che fallaccio lo sta facendo rivedere il fallo di Young. Era da rosso, guarda come è entrato col piede. Che brutto calcione sulla caviglia. Era rosso quello, Gli hanno dato il giallo, era rosso. Michelangelo dice Isai è scarso. Stasera sta a fare un po' schifo. Sta a fare proprio male. Ma anche Di Lorenzo sta facendo male. Ciao Gianpagna, buonasera. Dice quando inviti Ciccio Rossonero? Fabio ti chiede quando inviti Ciccio Rossonero? Quando lo invito? Domani sera ci sarà il dopo partite di Napoliello 87, una nuova serie per il canale di Napoliello. Non la perdete perché ci divertiremo tantissimo insieme.
ci saranno youtuber del Milan e della Juventus che si confronteranno dalle 21:30 fino alle 22:30 e poi dalle 22:30 fino alle 23:30 ci saranno i due youtuber del Napoli con due dell'Inter che si confronteranno sempre per parlare delle partite della Coppa Italia. Buonasera Checco, però ragazzi tenete un linguaggio moderato in chat, non insultatevi per favore. Michelangelo dice Politano flop, per ora abbastanza sì, beh diamo tempo ovviamente, 3 mesi No, però, sentire. sì, però si è mosso tanto perché Quello è sì. stato presente in tante azioni Quello sì. del Napoli, si è mosso tanto. Che Mi dice aspetto si vanno qualche- in finale, Forza Napoli sempre. Mi aspetto qualche conclusione in più sotto porta da parte di Politano, cioè quello, perché ha tirato veramente poco, ha preso più difensori che ha tirato in porta praticamente. Sì, non è stato molto preciso, però appunto diamogli tempo ragazzi, siamo all'inizio di un periodo molto strano, il campionato è ripreso, il campionato, vabbè, le partite sono riprese dopo tanti mesi di stop e ora bisogna vedere che succede. Ciccio dice domani senza giacca. Più o meno. Sì. Michael chiede se sono tua moglie, sì. Scusatemi, ma l'Inter non merita di passare. Beh, insomma, cioè, se passiamo noi, bene, però bisogna anche ammettere che il primo tempo fino alla mezz'ora ci ha dominato l'Inter senza... Ragazzi, mi raccomando, condividete su tutti i social, lasciate un bel like e iscrivetevi. Che non costa niente. E se vi va, offriteci un caffè tramite il link in descrizione oppure lasciando un messaggio in super chat. Se vi va, ovviamente. E niente ragazzi, speriamo in un secondo tempo migliore per il Napoli, perché questo primo tempo cioè non è che siamo andati al top proprio, abbiamo trovato il gol per fortuna su diciamo sull'Inter che era sbilanciato in avanti, meno male. Su una ripartenza, su un ottimo lavoro di Insigne in ripartenza. Perché Insigne veramente ha fatto un capolavoro lì, quelli che praticamente Brozovic che tornava e Young pure praticamente pensavano a un tiro di Insigne, invece Insigne si è fermato, ha aspettato l'arrivo di Mertens, l'ha visto e gli ha dato il pallone sui piedi per il gol. Non poteva sbagliare Ciro Mertens da lì, perché già diciamo un paio di tiri l'abbiamo fatti con Mertens da fuori, noi abbiamo avuto un paio di uno su punizione e qualcun altro, però non importa, fuori dallo specchio praticamente. L'Inter è stata più pericolosa con qualche tiro di Brozovic da fuori, capito? Lukaku di testa. Decisamente, l'Inter ogni volta che prendeva palla con 3 passaggi arrivava in area nostra ed era ha fatto 2 salvataggi importanti a Spina dopo il gol sulla papera su Eriksen. Comunque Ciccio ci fa i complimenti, grazie Ciccio. Grazie Ciccio. Nicola dice da Juventino vi aspetto in finale e poi ce la giochiamo, sarebbe proprio bello. Ciccio, anche te sei una bravissima persona, anche tu. Da Juventino vi aspetto in finale. Grazie Nicola, grazie. Cristian Stanco già Maria Pina dice 1-2. Donato, grazie. 2-1 per noi magari, sarebbe bello. 2-1 per l'Inter andiamo fuori. No, 2-1 per noi, speriamo. Oh mamma. Ma sarebbe il top vincerla sta partita, ci volesse proprio. Sì, una vittoria. Perché io non mi accontento dei pareggi. Passa il turno con un pareggio, io voglio vincere. E io penso per il cammino che ha fatto il Napoli meriterebbe anche la Coppa Italia. Abbiamo buttato fuori la vincitrice della Coppa Italia, la retentrice che è la Lazio. La detentrice, la Lazio. Wichan go Napoli, grande Wichan. Forza Napoli. Ciao Michele Picone, ciao, Forza Napoli, ciao ragazzi. Dai raga. Dai carichi. Ora dobbiamo almeno regge. Se facessi 4-2 sarebbe anche meglio. Bare, buonasera. Grande Bare. Hai visto? C'è andata all'Inter, hai visto? Ma Napoliello l'aveva detto. Non è che c'è andato, ce l'ha dato all'Inter. Ecco. Un pallone in da porta. Francesco chiede: Napoliello ti è piaciuto il primo tempo? Meglio l'Inter. Comunque il fatto che abbiamo pareggiato non mi è dispiaciuto.
Comunque, Mi- ecco, si riscalda Callecon. Michele dice 2-1. Ups, me lo so perso, scusate un attimo che ritorno indietro. 2-1 Napoli nel cuore. Oh, si riscalda anche Lozano. Speriamo. Bare dice che goduria. Grande, grande Yuri Bare. dice Antonio, Enrico, Capo Antonio è ridicolo, Elton Chiaro che non sono proprio proprio giocatori. Oh, ma io, no, io me lo sentivo che capito. faceva quello Mertens. Wichan è dal Giappone. Grande Wichan, se vuoi condividi con tutto il Giappone, mi farebbe piacere. Ciccio Rossonero, sto mangiando una bella pizza ti fanno Napoli, grande Ciccio. Grande Così Cicciuzzi. si fa. Istimo, ti diverti, dice Sonia. Se Napoli va in finale spero che batte la vecchia. Grande, stasera fa casino un bar, grande bar. Ah, Robè, dato che ci sei, domani sera aspetta, alle 21:30 vuoi essere in live per un confronto con due youtuber del Milan? Mi farebbe piacere, Robè, come sempre. Invii Te lo dico qui in live proprio. Fammi sapere nei commenti se sei ancora qui, se mi stai visualizzando, come dici tu. Visualizzami. Sonia ci dice da Napoliello, dai che si va, grande Sonia, la voce dell'ottimismo, Sonia. Napoli, Giada, sempre forza Napoli, grande Giada. Guarda chi c'è sotto. Michele Vigone. Mamma mia. Napoli-Juve, speriamo Napoli-Juve 2-1 e sperammo, sì, caccia la miseria. Donato Lupo, Sonia, amica mia, mi sto divertendo tantissimo. Grande, vamos! Oh, Adrian, buonasera, grande Napoliello, anche se sono laziale, oggi vi faccio il tifo. Grandissimo. Grande. Avessi messo Meret in porta nonostante il periodo di assenza, chiede Destrox. Napoli l'avesse letto in porto nonostante il Periodo di assenza? Come periodo di assenza? Nonostante 3 mesi di fermo. Sì, perché anche è stato fermo pure Ospina, mica solo Meret. Esatto. Cioè, sono stati fermi tutte e due. Io avrei messo Meret. Però Ospina, all'inizio ha fatto quella sciocchezza, però anche su devazione di Politano, dobbiamo dire. Però poi ha reagito bene su 2 paratoni, ha fatto 2 paratoni. Ha ripagato bene, dai. Roberto ce li mangiamo i buffetti in finale. Ma neanche per sogno. È stato accorto un buffetto che ti fa male. Cristian ci fa i complimenti, ci dice che siamo bravissimi, grazie. Il buffetto è pericoloso, voglio. Napolella è bellissima la tua ragazza. Ma c'è qualcuno che non odia la Juve? Grazie, so, Sonia, Mare. grazie Sonia, ma anche io sono bellissimo però. Oh Marone. Ciccio, non lo so se c'è qualcuno che non odia la Juve da queste Faccio parti. il tifo per il Napoli e per voi. Grande, Grande. È piove, Grazie. sta piovendo tanto qua, è piove. Ciao Cristiano. Stanno entrando i giocatori in campo, Ragazzi, ricordo a tutti, chiunque si sia connesso da poco, di lasciarci un like, se vi siamo simpatici di lasciare l'iscrizione proprio qua sotto che non costa nulla, e se volete offrirci un caffè potete usare il link in descrizione oppure lasciarci un commento in super chat. Gonda. Destrox diceva ma Meret non giocava neanche nei mesi precedenti al coronavirus. Napoliello, sveglia! Sveglia. Tu stai di Napoliello, sveglia! Vado a fare un giro. Allora, segna Lautaro, Andrea, io tifo Juve ma voglio che passa il Napoli. Mi insulta. No, non ti insultiamo, non ti insultiamo, tranquillo. Andrea. Noi qui siamo tolleranti verso tutti quanti. Grande Andrea, se vuoi lasciare un bel like e iscrizione, grazie amico. Ecco, questo subito così. Benvenuto. Così. Ci vediamo in finale. Ci vediamo in finale. Speriamo. Infatti. Ecco. Io sei più tranquillo adesso. Magari sì. Infatti, ecco, se hai preso un caffè, sa chi un cazzate prima. Ma no, dai, vieni tranquillo. Gattuso è in campo là, a piada conto. Secondo bene, secondo. Vediamo, è partito il secondo tempo, ragazzi. Secondo tempo cominciato. Palla dell'Inter, parte Brozovic. Chi è che sa? Come dice 1926. Brozovic allarga dall'altra parte da Skriniar. De Vrij, Bastoni. Maria Guino gufa la Juve bruttamente. Bastoni ancora, palla per Lautaro circonda, grande Maxi. Oh, ma che è fallo però? È andato in pressing troppo alto, ha pigliato per Lautaro Maximovic. Sì, infatti.
Punizione per l'Inter, punizione per l'Inter. Ciccio dice vai Riglio. Ancora l'Inter, palla per l'Inter. Chi è? Young ancora, palla per Bastoni, Bastoni che la dà indietro a Andanovic, ancora Andanovic. Vediamo un po', dai. Napoliello, se segno giurami che compri la maglia, la mia maglia. Sì, DM, sì. Dem. Perché DM? Dem, perché Dem. Ok. Se ci fosse il Napoli in finale, come la vedete la situazione in ordine pubblico? Bloccheranno tutti i tifosi da Torino e Napoli? Sì, tanto sono a porte chiuse le partite, sì, quindi... Sì, sono a porte chiuse. La finale a Roma mercoledì praticamente. Mm-mm. Che la vogliono togliere subito di mezza. Sì. Maurizio Fiero. Ciao Napolielli, io sono Juventino. Ciao Mauro Fiero, buonasera. E benvenuto. Vediamo un po' se mercoledì abbiamo uno Juve-Napoli, Napoli-Juve. Allora, ancora l'Inter sta impostando da dietro con Brozovic che allarga però vedi, adesso li blocchiamo un po' di più. Skriniar, ancora Eriksen che inventa, pallone lungo, trova Maksimovic che non fa un bel rilancio, la regala all'Inter, Bastoni l'allarga per Young, ancora Young contro Di Lorenzo. Young la gira per Eriksen, attenzione a Eriksen, grande Demme che torna e prende il pallone. Chi era Mertens? No, Mertens. Ciccio Rossonero dice devono bloccare l'arbitro. Grande Mertens. Dario Manfred, buonasera, speriamo che passate. E speriamo davvero, ragazzi. Mertens è tornato, gli ha recuperato il pallone a Brandi. Però, se devo dire una differenza che c'è in questo secondo tempo, è che l'Inter arriva da noi con più difficoltà, cioè li blocchiamo un po' di più e ciò è buono. Sì, ma per ora c'è la palla l'Inter e non è ancora riuscita a arrivare da noi. Prima ci arrivava in 3 secondi. Si riscalda Milik. Vediamo un po'. Di Lorenzo, lancio lungo. Dai, vai, è nostra. No. Elmas. Si sono pugliulato. Vai Politano, vai Politano. Mamma mia, Politano prova a dribblare ma non ce la fa. Punizione. Politano butta a terra Young, punizione. No. Punizione per l'Inter, al limite dell'area di rigore proprio dell'Inter, punizione. Speriamo che passiate, ve lo meritate. Speriamo, Dario, speriamo. Intanto punizione dell'Inter, lancio lungo di Bastoni, a cercare Lautaro, ma Maksimovic prende il pallone, grande Maksimovic. Sì, appunto, vedi, non riescono più a sfondarci come... Vai, Politano... Non mi sta piacendo, Politano fuori. Deve giocare sì. Fallo di Maksimovic su Lukaku, punizione per l'Inter. Però appunto almeno ora li fermiamo. Prima arrivavano diretti in area. Ciao Stefano, buonasera, grande Stefano. Buonasera. Rino dice mi sa che entra Milik. Ci sta. Sì, infatti si stava riscaldando. Allora, palla per l'Inter ancora, la girano per Eriksen, circondato. Ma vedi come li blocchiamo adesso? Ancora palla per Brozovic. L'Inter per De Vrij, la fa girare per Bastoni per Ashley Young, no, invece va dall'altra parte da Eriksen. Vedi che ora noi facciamo come facevano loro prima e non gli diamo possibilità di gioco. Eriksen. Questo è Bastoni. buono. No, ora è Bastoni, prima c'aveva Barella. Vai, lancio lungo di Maksimovic, Bastoni per Barella. Vedi, non li facciamo più entrare. La riusciamo a bloccarli. Gattuso deve avergli fatto una cazziata. Brozovic, attenzione a Brozovic. Vai, Maksimovic ancora. Molto meglio. Vai, torniamo. Molto ancora meglio del primo tempo, ragazzi. Bastoni, ma stai sempre a mezzo come un bastone, stai sempre a mezzo. Rino dice anche Callejon probabilmente entra. Ciccio Rossonero, ma la finale sarà a Roma. Credo proprio di sì. Barella, ancora Barella, rilancio lungo verso la fascia, attenzione Lukaku sull'esterno con Koulibaly addosso, l'allarga, cross dell'Inter, chi è? L'ha levata dalla porta, ancora una volta Maksimovic, no? Sì, ancora una volta Maksimovic. Sì. Allora, vediamo se mi sono persa un po' dei commenti. Maksimovic sta facendo una partita difensiva di tutto rispetto. Mario dice: è tempo che rompiamo le ossa alla Juventus? Direi proprio di sì. È andata a finire 1-0 Fabio Ruiz al 57esimo. Allargate di Dem verso Politano. Vai Politano, ma sei da solo però. Vai, provaci. Dai. Tanto vai Di Lorenzo. Di Lorenzo è spintonato e Di Lorenzo punizione. Si è preso la punizione di Lorenzo. Punizione per il Napoli. Molto defilato. Sì, molto defilato.
Ci siamo un po' di più in campo. Ci siamo un po' di Sì, più. secondo me Gattuso l'ha fatta la lavaggia. Esatto. Mauro dice: Io l'unica paura che ho è che Gattuso se sarà passate campione, voi, sarà Sarri vi campione. regala la coppa. Giocare contro la Juve, Bandera nella panchina del Milan, una motivazione in più. Speriamo, magari la vinciamo questa, speriamo. Speriamo. Intanto pensiamo a buttare fuori l'Inter, poi quando saremo in finale ci pensiamo. Ora pensiamo una alla volta, voglio. Prima dobbiamo arrivarci in finale. Sì, ma non credo proprio che Sarri ci regalerà la coppa comunque. Vai, ai, Eriksen, vai Insigne, là. bella Insigne, Ospina. vai Insigne. Sì, Vai, siamo Insigne. più presenti in Bella campo, per abbiamo Ospina. un po' più di Ospina, testa. calma, allargala di qua da Elmas, dove sta andando? Da Di Lorenzo. Passaggiaccio era di un po' Ospina, lungo, sì. brutto passaggio. Andrea dice un bel cross e la palla va in porta. Brutto passaggio di Ospina, abbiamo regalato un fallo laterale all'Inter, Young per Bastoni indietro per chi è? De Vrij, Skriniar la allarga da Candreva, attenzione, vai, palla di Zelinski, vai Zelinski, vai, Dai, spezza il centro, ha perso un si è pallone, impicciato lui il mamma mia, pallone, Brozovic c'era brutto. meno male, vai, Zelinski la ripresa, vai Zelinski. Si è fatto perdonare, Vai, corri, palla Insigne, vai Insigne, Dai, vai. Signarello. Grande Insigne. Demme, Zelinski, Attenzione. Elmas, Mhm. ecco Di Lorenzo, bel passaggio filtrante, in mezzo per Politano, Elmas, Demme, ancora palla per Zelinski, Ma non ci Zelinski muoviamo dai dietro, tre quarti, Isai, ancora Isai non sai, sai, non sai sai proprio, che sei fa. rimasto là. Isai non sai che fa. È stato 5 minuti lo stesso Infatti punto Isai col non pallone. sa che da fa. Vai Isai, un pallo a piedi, Isai avanza, strepitoso. Vai. Insigne, Incredibile. l'allarga per Di Lorenzo, palla Dai, a piedi per Di Lorenzo. Lorenzo, che allarga il pallone ancora per Mertens. Limite Ciro dell'area. Mertens, quasi in mezzo, ancora Insigne. Oh mio Dio! Pallone defilato di Lorenzo Insigne. Che sfiora il palo, va Grande Insigne, fuori. grande. Voglio bella azione, Mertens Sì. gli ha dato un bel Te pallone. l'ho detto che siamo più in campo adesso. Bello, Adesso bel ci tiro di stiamo a Insigne svegliare. defilato dal palo. Bello. Meglio tardi che mai, ragazzi. Meglio tardi che Mamma mai. mia, vai. Insigne è il migliore, sì. Insigne Quasi gol, dice Andrea. Insigne è il migliore perché si sta proponendo tanto e sta sbagliando poco. Sì. E poi mi sta piacendo in fase difensiva Maksimovic. Ora Sì. anche Zelinski è entrato meglio del primo tempo. Sì, ma tutti sono un po' più presenti, appunto. Sì, Riusciamo un po' ha a fatto un ragionare lavaggio, più l'Inter. gli ha fatto il lavaggio. L'ha svegliati Gattuso. Era l'ora. Era l'ora. Dai, ragazzi. Vai Di Lorenzo. Bella. Ancora Di Lorenzo. Cioè, dice, vai, capitano, palla per Politano, e ne fa Di il tifo per Lorenzo. l'Inter. Vai Insigne. Chi era? No, Mertens. Ha perso il pallone l'Inter, ora parte con Candreva, attenzione, voglio. Inter sbilanciato, Candreva per Lukaku, attenzione a Lukaku, cross in mezzo a Koulibaly. Vai Demme. Ottimo. Bella per Insigne, vai, parti Napoli, vai Insigne, vai Insigne. Gli devi fare male in contropiede, vai Insigne. Vai Insigne. Vai Insigne. Troppo tempo l'hai tenuto. Bella, Mertens. Mertens Dai. tira, calcio d'angolo per noi. Young la Però butterà. appunto l'Inter non riesce più a entrare nella nostra area di rigore, il che è una cosa ottima. Fabio Ruiz che No. si riscalda, voglio. C'è Fabio Ruiz e Milik che si riscalda. Abbiamo due cambi importanti in panchina. Volendo abbiamo anche Allan in panchina. Francesco dice secondo me ora segna Insigne. Ci sta. Speriamo, anche perché ha fatto una bella partita. Calcio d'angolo per il Napoli. Dalla bandierina chi ci va? Chi ci va? Vediamo. Dovrebbe essere Di Lorenzo o qualcun altro. Chi c'è? Ancora nessuno. O Demme. Politano. Politano, calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo, O mano, che era? Ciccio Rossonero dice certo che nelle panchine ci sono due pitbull. No, non c'è mano. Però è calcio d'angolo. Calcio d'angolo, De Vrij la tocca e va in calcio d'angolo.
Rino Fai dice rivedere. stiamo tenendo meglio il campo, esatto, No, esatto, no, Rino. non è rigore, l'ha toccata. Sì, Calcio d'angolo per il Napoli, De Vrij la butta in calcio d'angolo. siamo entrati decisamente meglio in campo, ragazzi, questa è una cosa ottima. Rino si sta giocando meglio, sì, infatti. Sì. Calcio d'angolo, parte Insigne, Di Lorenzo, chi c'è là? Isai. Dai, Isai non Isai. fa cazzate. E la tira dietro. Isai non fa... Ah no, in avanti, quella. Quella. Mertens, Mano. mano di Mertens. Involontaria, ma- punizione. Sì. Dai, voglio, però sì, siamo entrati meglio nel secondo tempo. Sì, decisamente. Stiamo concedendo È un meglio buon all'Inter, sollievo. stiamo concedendo meno all'Inter e stiamo producendo di più noi. Ciccio Rossonero fa il tifo sfegatato Grande per Ciccio. Gattuso. Neanche Rino. Ah, Neanche io Rino mai. sta rispondendo a Rino. Amore. Mamma mia. Poi via. Sto giocando pure io, giusto? Sì. Mamma luci. Addirittura, vediamo, calcio d'angolo per l'Inter. Sì, calcio d'angolo per l'Inter, ci vada la bandierina Eriksen. Sì. Vediamo, Attenzione, voglio, perché Che questi calcio hanno tutti d'angoli. alti. Magari un contropiede nostro, speriamo. Oh, accorto. oh. Vai, attacca, lei sai però. Punizione dell'Inter, c'è stata qualche spinta in area, punizione per noi, per il Napoli. Si fa vedere? Vediamo, Sì, vediamo. c'è stata una spinta di De Vrij e è saltato su Maximovic. La spinta di De Vrij a Maximovic, o di Skriniar mi sembra, forse Skriniar. Conte Dracula. Il Conte Dracula. Sta male, Conte? Meno male. Ti sei agghiaggiato? Ti sei ghiaggiato? Ti sei agghiaggiato, proprio? Ti sei agghiaggiato? Dai ragazzi, usciamo Vai, dalla nostra vai. tre quarti. Vai, Zelinski, vai. Dai, Vai. dai ragazzi. Mamma mia, ma nessuno che ora una mano. Nessuno gli dà una mano, porca fa. Brutto Ai ai questo. ai. Eriksen da fuori, attenzione. Ospina. Gabriele Vabbè, Annunzio, centrale. buonasera. Pallone Che minuto? Siamo quasi al quarto d'ora del secondo tempo. Cococco dice: Napoliello, cosa pensi di Ops, mi ha perso il messaggio. Gabriele, cosa pensi? È un fenomeno. No, è un ottimo giocatore, ma che io vedo non mica un fenomeno. Ci sono giocatori molto più forti. Ciccio Rossonero dice ringhioomania. Grande. Che lo dice anch'io. Parata. Grazie Dario. Ciao Gioele, d'abbraccio. Buonasera. Ragazzi, lasciate un bel like, condividete sui social, iscrizione al canale e se volete una piccola donazione. Faccio veloci, hai visto? Veloci. Come un Napoli, devi passare, come dovrebbe fare il Napoli, veloce. Veloce della luce. Nel secondo tempo è entrato meglio, dai, in gara il Napoli. Il primo tempo è troppo... Vai Koulibaly, liberate, vai Koulibaly. Ecco, parte palla a piede Koulibaly. Ma parte Koulibaly, arriva in porta. Insigne alla cieca per Mertens, se la dai, poteva risparmiare, però. No, c'è stava. Buonasera, Donato Lupo, Dario, sei tifoso del Napoli. Speriamo che sì. Ma tu leggi tutti i commenti che vedi? Vai Napoli, vai Insigne. Cross, Madonna, calcio d'angolo, Yasli Young la butta in angolo. Meglio Napoli. Buonasera Candy. Sto secondo tempo stiamo facendo meglio. Gioele si è iscritto, grazie Gioele. Grazie Gioele, grazie mille. Bem ti chiede se sei incavolato. E benvenuto nel canale. Amico, ma sei incazzato oggi? No, sono un po' teso per la partita, ma incazzato no. Perché c'è sempre il timore, capito? Finché siamo in bilico col risultato, non stiamo vincendo. Vai, sai, lancio lungo. Mannaggia la miseria. Oh signore. Sai, io ci tengo al Napoli. Questo trofeo ci tengo tanto perché dobbiamo vincere la Coppa Italia. Voglio. Dai, dice Marco Foggiano. Vai, che sono in difficoltà, ma no, cacchio, muove da solo quello di là. Vai a coprire, vai. Eriksen parla per Ashley Young. Attenzione a Young. Forza ragazzi, forza. Indietro per De Vrij, Bastoni, Lukaku, non lo fa allargare, Candreva, attenzione a Candreva, attenzione a Candreva, cross di Skriniar, attenzione, Koulibaly fuori dall'area. Non ci facciamo schiacciare però,
Bastoni ancora in mezzo, attenzione, Koulibaly ancora fuori. Vai Demme, ripartiamo, dai, su. Riparti veloce, Napoli. Va Insigne, palla al piede, ancora Insigne. Insigne che aspetta l'arrivo di Zielinski. Zielinski si accentra al centrocampo, palla al piede Zielinski. Pallone filtrante per chi cazzo è? Demme che corre, Demme da Andanovic, ma non ce la fa. Abbiamo Simone Palla ancora Dem per- che ti dice grande Napoli. Ciao Simone, buonasera, forza Napoli. Carmine, non fanno- Gioele tifa Napoli e diceva che all'andata è andato a vedere Ancora- la partita, se ho capito bene. Chi è? Gioele. Grande Gioele, si numossi. Abita a Milano e è andato a vedere la partita all'andata. È numossi, grande Gioele. Ancora l'Inter, attenzione a sto pallone per Lautaro. Oh, è caduto da solo, è caduto da solo. Ora non ce la fa ogni contatto fisico, perché sennò fa. Ma te fa vedere. Contatto fisico. Brozovic ha fatto un passaggio filtrante bellissimo, da centrocampo proprio bello. Dai, Lautaro si è lasciato. Ciccio Rossonero ti dice Franci sembra Auriemma alla telecronaca. Mamma mia, sono uscito pazzo, mamma, sono uscito pazzo, Ciccio. Mamma roca, Rino dice secondo me Demme non ce la fa più. mamma vencia. Sì. Rino dice che secondo lui Demme non ce la fa più. Già va più, mamma. Kenny dice che lei ti fa Napoli e suo marito Io è le interista. punizioni così non mi piace. Mi ricorda la punizione della Juve e Koulibaly. Non mi piace. Attenzione. ma- Non mi piacciono quelle punizioni. Vai, Demme. Dario ti chiede se Lobotka è forte. A me mi piace, se ne può pure meglio Veretù. Prendiamo Veretù. Gioele ci vediamo dopo. No, non è arrabbiato, è solo teso. È l'ansia. È l'ansia. Prendiamo Veretù al posto di, come cazzo si chiama, vodka. La vodka la diamo via. Che tonto. Dai, raga, dai. Vai Napoli, dai che manca mezz'ora, dai e ci portiamo a casa la finale, dai. Mannaggia la Dai. miseria. Voglio la finale con la Juve, voglio la finale con la Juve. Oh sì. Ma no, Oh, io yeah. sono uscito pazzo, mamma, mi ha fatto scipazzo. Oh, accorta Dai. a bastoni che rompi i bastoni. Vai Maximo, mamma mia, Maximovic io ti amo. grande partita Sei diventato un stasera. difensore e ti ricordi chi era che lo mandò via? Benitez. Questo fece l'errore, solo su questo. Sì. Sarri, no, con Sarri non c'era, anche con Sarri. Oh, Sì. l'ha dato fiducia Gattuso, è Meno rimasto male. Maximovic. Abbiamo scoperto un grande difensore perché stava veramente facendo insieme a Manolas, poi ha trovato un equilibrio ora gioco con Koulibaly e sta facendo uguale benissimo. Mamma mia, Maximovic. Dai, ragazzi. Vai, allarga la Mertens. Poi insegnaci però. Mamma, Era troppo tra lento. 5. Sì. Poi, insomma. L'hanno sbilanciato in mezzo a tutti quelli. Ecco. Ciccio sa ridere. Ciccio sono pazzo quando ci sono le live sono pazzo. Napoliello ha perso la capa. Comunque ragazzi date un'occhiata anche al canale di Ciccio Rossonero, il mio collega milanista, ha un canale genuino, passateci anche da lui. Anche Sonia vuole la finale con la Juve. Tutti vogliamo la finale con la Juve. Mannaggia. Ciccio è fratimo Ciccio. Rino dice Lorenzo poteva fare meglio. Sì, poteva fare meglio sì. Dai, Napoli, Lobotka, altri soldi buttati come Macacci. Sì, E Valdi sono Fiore. d'accordo, secondo me, perché è vero anche che ancora non ha giocato tanto, non ha avuto continuità, non ha avuto spazio, però lo vedo, quando è entrato mi sembrava troppo spesato, non sapevo che era fa. Cioè Demme invece è andato 3 partite e già lo vedi la qualità al piede, c'è tutto un altro giocatore Demme, è più forte. Demme è da Napoli, Demme va bene. Giada era andata a prendere un po' d'ossigeno, brava Giada, però sei tornata. Giada, hanno i combinati, Giada. Senti questo, madonna. Napolel, sono iscritto da poco al tuo canale, ma tu sei molto più simpatico da te. Un sacco, mamma. Gesù, signore, non gliene dire queste cose. Perché se gli dici È caduto ha giocato un macchina in capo. Madonna, non gliele di queste cose, se no poi aspetta, no, Fabian Ruiz al posto di El Massamo. bravi, perché Fabian Ruiz. Madonna, mo è partito Napoli. Cagli anche il baffetto, si è fatto il baffetto. No, ma mo sono contento perché ma fa bocca a chi è entrato Cagliari. accorta a Lukaku non fa troppo. È entrato Cagliari. Calletti, vai Calletti, vai.
Madonna, questo gli è presa bene. Vai, ma che cazzo tu cazzo passi tu pallone che ti è morto, sai? Vai, mamma mia, Maximovic! Maximovic! Oh, ma io ti amo, Maximovic. Io ti amo. Oh, scusa, io te lascio e mi piglia Maximovic. Io mi sposa Maximovic, a te te Oh lascio. Gesù, cosa mi tocca Hai capito, sentire? mamma? Amore, io te lascio a te e mi piglia Vabbè, Maximovic. questo è partito, ragazzi. È partita la moglie. I love you, Maximovic. Baby, Oh, Maximovic. Madonna. Vai, Cioè, no, vabbè. vai, Di Raga, Lorenzo. qui dovete farmi una Vai, donazione Lorenzo. perché gli devo comprare un calmante. Vai insigne, signe. Vai. Insigne. Fuori gioco. Oh, Madonna. Sì, Dem, sono d'accordo. Caleon ha il baffo al padrino. Sì, si è fatto alla Oddio, sì, vista che te. tristezza. Dario ha fatto sta fine perché abbiamo una società. Ecco, Vai, Francesco Fabiano. dice abbiamo bella partita di Vai, Maximovic. Fabiano, Via. falli che ti è morto. Tira, Fabiano, ancora Fabiano. Sei un po' impicciato. Vai, quel Artenz. pallone, Vai, Artenz, pensaci tu. Insigne. Signe. No, ancora No. fuori gioco. Oh, quando dico Allora. Insigne, sempre fuori gioco. Alla testa No, chi è? È morto qualcuno. Ah, perché Fallo di non Fabio so Ruzzi ancora su più chi? tirato su Barella. Barella. Barella ora mi sa che lo portano sulla Barella. Veramente. Guarda là, si è scontrato. Brutto, Ma fai vedere, aspetta. Gli è andato Ah, col sì, piede questo sulla è caviglia, ma com'è che l'arbitro non ha fischiato? Questo è Perché era bruttissimo, brutto, sto brutto, fallo. brutto, brutto fallo. Sì, però come non ha dato il rosso a Young gli deve dare giallo pure. Sì, però porca miseria, ma doveva, Lo doveva so. fischiare, eh. Sì, però non è ci poteva stare anche il rosso perché è brutta l'entrata. Però come non l'ha dato per Young non lo deve dare nemmeno per No. Ruiz. Rino dice una barella per Barella, giustamente. Infatti. Ragazzi, ricordo a chiunque si sia Grazie, messo... ciao. Grazie. Ricordo a chiunque si sia messo in live da poco di lasciarci un like, se gli stiamo simpatici di iscriversi pigiando il tasto qua sotto che è gratis, e se volete offrire a Napoliello un caffè c'è o il link in descrizione o lasciate un Oppure c'è sto bar. commento in super chat. Intanto Dario Manfred, ti voglio bene, fratimo, non ti preoccupare, il Catania tornerà in A, una piazza come Catania deve tornare in A per il gemellaccio con il nostro Napoli, ci riabbracciamo tutti insieme, ci diamo i baci. Stiamo insieme, guardiamo la partita insieme. Fratello, Mauro dice Barella a terra ha bisogno di se stesso. Barella di Barella, la sorella di Barella di Lombrella. Hai finito? Dario la specchia non è... Che sto dicendo? Voglio il susciuto. È asciutto pazzo, cioè si dà parte da solo. È asciutto pazzo Napoliello, mamma, ragazzi. susciuto pazzo. Fonzi De Maria, ti salutiamo. Ciao Fonzi, ti lecchi le dita solo a metà. Ciao Fonzi De Maria. Oh mio Dio, no. mio Dio, no, Grande. vabbè. Vi ripeto, lasciate like, iscrizione, condividete, chat Facebook, Instagram, Whatsapp e chi c'è più, chi non c'è altro, Vai, la panchina. Basta, in tribuna. è finito. Ripartita la partita. Fair play. Fair play. Accatta la PlayStation. Francesco dice, sì, vabbè, senti me, Francesco dice, Candy dice, dai Francesco che vince il Napoli, Barella è traditore del Anch'io Alberto, Cagliari. ti voglio bene, Alberto Vogeto. Giada dice, il Napoli deve vincere, se no mi butto nei bar a bere birra. Ma vince e basta. In Serie A ci sono Sassuolo, Spalle e in C, Catania, Palermo, infatti. Esatto, Attenzione a questo aggancio, mamma mia che aggancio che andreva. Attenzione a Lukaku, non lo fate tirare. Voglio uno, fate tirare. E chi ti è morto? Mamma mia, ma Maximovic è sempre sul pezzo. Io che scusa Maximovic. È andato da Maximovic, Maximovic, facevo pesce e pesce. Oh madonna signore. Allora, la spalla era già stata in A, dice Mario. Mamma mi facete scipazzo a me. Madonna, non dirlo a me, Ciccio. Non dirlo a me. Mi sta rincoglionì. Ma no, io mi sposo a Maximovic e ci faccio pesce e pesce. Bravo, va. Oh, signore mio. Ma che capito? Tu pesce chi le può mangiare? No. Pesce lì. No. Vai Napoli. Sì, però mo abbiamo abbassato un vai po'. Calletti. Sì, colpo. è quello che tengo paura, perché l'Inter... E mancano ancora 20 minuti, siamo Ma al perché 70esimo. secondo me siamo un po' stanchi, giusto? Ci sta. Siamo al 70esimo, beh, ma anche l'Inter dovrebbe essere stanco, Sì. che ha giocato più di noi nel il primo tempo, sì, ha fatto tutto l'Inter praticamente. Sì, grande sì.
Tutti i tifosi del Napoli a bere birra, dice Giada. Mamma mia, piammici la birretta, mamma, la voglio pure io. La voglio pure io una birra. Voglio a tennis, giochiamo a tennis. Mamma, questo ha perso proprio la capa. È asciuto Sveiamo. pazzo, Bastoni. è asciuto pazzo, è asciuto pazzo. Palla per De Vrij. Da questa per Eriksen. Eriksen, Naggio lungo. Lukaku. Ma- Non pigliano un pallone. Lukaku, non pigliano un pallone. Fuori, Maximovic. fuori. Palla fuori. Lukaku stasera non sta capendo niente. C'è Maximovic che se lo sta mangiando. Rino Grande e Maximovic. Astemio. Bravo Rino. Lukaku. Sto con te. Lukaku. Sta cacando. Anch'io, Maximovic Sonia. da Grande. Noi facciamo il club degli Astemi. Pubblicità. Pubblicità. Offritemi un caffè Borbone. Pubblicità. Con Barbone. Pubblicità. La Rai fa la pubblicità, io la faccio a Napoliello. Ragazzi, iscrivetevi al canale da Napoliello 87. Qua sotto. Qui. Vediamo se ce la faccio attaccare. Qui. I fasci pazz. Aiuto! Ma 71esimo. Ragazzi, qua dovete fare qualche donazione perché gli devo comprare calmanti a questo, perché sennò la notte non mi do. È uscito Young che Andrea è entrato Moses. Moses mi sembra che c'è pure uno che suona, un cantante Moses, no? No. Comunque, Sì, è diceva... uno, come si chiama? Quello antico, Moses, come cazzo, Mozart, no, quello è Mozart. Oh, mamma, Ragazzi. basta. Ciccio Rosanero dice Lukaku e Icardi e Francesco Rosundo gli chiede ma sei Auriemma e Auriemma mascherato. Chi è Iso, Auremma? Ma se Auremma... No, ma chi è? Faccio, Rino- attenzione, voglio, mamma mia! Chi è? A salvare Di Lorenzo. hai fatto Rino un- se beva al massimo Chi è? un'aranciata. Scerrato. Giada sta cercando di convincere Rino a bere birra. Sei scerrato Di Lorenzo. Chi è? Gabri Ponte, Gabri Tarchi, buonasera. Ciao, Buonasera. Gabri. E Christian ti dice addirittura che sei un dio. Attenzione! Mamma mia, meno male. Ora ho paura un po'. Gabri, like, iscrizione e condividi. Grazie. Potrunque un bacio dal vivo. Allora, chi è andato pure coso, un mendone di coso, come si chiama? La Biraghi. Allora, Pococco dice Napoliello, il Milan ha acquistato Calulu dal Lione, lo conosci? Chi? Calulu. Calulu, no. Chi cazzo? Non lo conosce, strano. Calulu, no. Come? Calulu lo conoscevo, ma Calulu no. Chi è il suo cugino? Allora, corta temme, allarga il pallone, Insigne. Sì. Insigne. Però è da solo, non lo segue nessuno. Senza un bagaglio. Grazie Donato. Chi è? No, niente, mi sto rincoglionito. Che cazzo? Niente, mi sto rincoglionito, io che sto rincoglionita. Ah. Ha provato l'inferno, ho opinato per il Parma, ma è passato e ora siamo ancora tra le grandi. Dobbiamo rifare i nostri duelli come nel 90-98, Sonia. Speriamo. Una bella città e persone per... Mannaggia, miseria, mannaggia. Che è? Punizione? Per noi, eh? Sì, punizione per noi. Vediamo. Mertens va in area, Koulibaly tutte surate, che non ha poco non si vede nemmeno. Che è calcio d'angolo, Cagliacon sul calcio d'angolo, ragazzi. Cagliacon Vediamo. sul calcio d'angolo, ragazzi, voglio spoccare il computer. Ho esagerato. Entra Milik per il calcio d'angolo. Esce Mertens. Ora capace entra Milik e fa il gol. Allora, Vabbè. Ciccio Rossonero ci ha risposto su Calulu, giovane del 2000 proveniente dal Lione, Calulu sarà un altro che ci farà bestemmiare. Sì. Grazie Gabri che ha fatto iscritto più like. Attenzione Cagliacon. Andanovic ti spinge, attenzione contropiede, vai giù, non mi piace. Vai Milik. L'imballato, sì, Biraghi gliel'ha buttato addosso. Palla È Andanovic. entrato Milik, yes, Milik pensaci tu, speriamo, un bel voletto di Milik ma non faremo. Praticamente del Napoli sono entrati Cagliacon, Milik e Fabio Ruiz. Yes. E sono usciti Elmas, Mertens, allora Milik, Fabio Ruiz e Callejon. che ne va? No, Madonna, chi cazzo tira? Sanchez, mamma Ha fatto mia. un tiro, ha sfiorato il palo, ragazzi. Mamma mia. Non Me l'ho vista dobbiamo brutta. mollare. Beppe, andiamo a Berlino. Tutto Mamma bello, mia. grande Napoliello, però devo fare un appunto che ha i capelli dell'attore, quello che fa gni dei soliti idioti. Complimenti. Chi è che l'ha detto? Beppe, andiamo a Berlino. Grande Beppe.
Gni. Gni, gni, gni. Mamma mia, che brutto. Ciccio rossonero, Oh. Franci, ma Mertens non era dell'Inter. Sì, infatti. Oh, per ora se finisse così io c'ho un garrato pure sul- No, veramente, ragazzi. un la garrato di Pugliese- risultato e marcature. No, e anche ordine dei gol. Avevi Ah, detto sì. Eriksen E poi prima pareggio poi di il Mertens. pareggio di Mertens. Ragazzi, Napoliello stasera ci aveva azzeccato. C'è gol e pure risultato. Poi Sì, sì, gol, marcatori e pure l'ordine. Primo Madonna, e secondo 1-1, marcatore. sì, è gol. Voglio, sono sceto pazzo, sono uscito pazzo. È asciutto pazzo. Oh, Maronna. No, i pack non faccia, no. Ma devo finire per i pack. Sì. Io voglio i pack per mangiare, non in faccia. Che tonto. Vediamo, punizione per l'Inter. Gni, gni, gni. Gni, gni, gni. Ah, questa è brutta, mo, io non la voglio vedere la punizione. Oh mamma. Voglio stare in punizione, non la voglio vedere la punizione. Nasconditi. Ti vediamo quando è finita. Eriksen. Oh, e chi ti è morta? E chi ti è E ha morta? parato lo Madonna! Chi cazzo era Barella? Oh, baffetto. Madonna, cagliamo con quei baffi. È Mamma mia, inguardabile. Ospina, mamma mia, bella sta parata di Ospina. Eriksen, che ti ho detto? Eriksen facevano un partitone. Sì. Anche quello ti avevo detto. Eriksen farà il partitone col Napoli. Vero. Grazie a Dio Ospina si è ripreso alla grande. Oh, ma io l'avevo detto che Eriksen stasera era uno dei migliori dell'Inter, così è. Avevo detto che segnavano Eriksen e Mert, così è. 1-1, così è. Speriamo di vincerla. Fonzi Di Maria dice forza Napoli sempre. Voglio Forza accorti, Napoli, grande forza. Maximovic. Voglio accorti chi dà. Oh, e chi dà morta. Grande Ospina. Esatto. Grande Ospina che poi ti beva alla spina. Oh mamma mia. Oh Accorta mamma chi dà, mia. accorti chi le. Mamma mia, ora siamo. Vai Insigne, vai ora. Dai, ora. ripartiamo. Non perdo- ma che cazzo, un pallone. Ragazzi, però è un pezzo che ci stiamo a bloccare nella nostra metà campo. Non stiamo più a ripartire. Li stiamo fermando No. bene, arginando bene, ma è pericoloso. Ah, sì, perché ora l'Inter, sì, ora sta pigiando l'Inter. Noi siamo calati di intensità. Parecchio, veramente. sì. Sì, ci siamo è che fissati- questa cosa non è possibile. No, anche perché non stiamo Ma vincendo. infatti ha soprattutto ragione questo. Ciccio, mamma mia, Rino, fatti sentire, grida. Perché qua è un casino. E io non si torna indietro, Cioè, No. va, Madonna. Milik, ma che cazzo viene? Cazzo! Non lo fate tirare. La la. Mannaggia, chi l'è mu? Oddio. Meno male, dai, è arrivato in corsa. L'ha tirata ai Dirà che piccioni. l'ha tirata oltre il Sambala, l'ha tirata, a Garda, lei dell'Andia l'ha buttata. L'ha buttata all'Ederlandia. È dell'Andia. È dell'Andia. È dell'Andia. Insomma, che fatta Sona, speriamo di reincontrarci. Speriamo. Madonna signore, raga. Ora dobbiamo gestire bene e cercare di fare il secondo gol in contropiede. Assolutamente. Chiudere la partita, perché sennò è rischiosa. Ho controllato su internet perché anche io. Sì, Calulu da Lione. Calulu. Yes. Mamma mia, veramente, Ciccio, anch'io sarei ingazzato, questi nomi accostati al Milan, veramente, cioè una società come il Milan non si può, E l'Inter. cioè non gli può accostare i giocatori con questi nomi strambi qua. KK ha mandato un calcio. Sì, vabbè, rimessa la. Dai Napoli, Dai. vai ora, vai veloci, ripartiamo, vai Dai. Insigne, tieni palla, Insigne, guarda Insigne, bella, chi è? Dai, sì, No. Skriniar allontanato, palla per là. Fabian che l'allarga. Però non Demme c'è c'è. nessuno. Demme l'ha presa. Vai Demme, intreteggia Dai, per ragazzi. Isai cambia gioco dall'altra parte per Di Lorenzo. Di Lorenzo per avanza Di Lorenzo, avanza buca Di Lorenzo per Milik. Di Lorenzo, Milik prova a tirare, scivola Zelinski, no, è larga. Tirone da fuori area di Zielinski. Però larga, traiettoria che si è allargata, però ci ha provato. Alberto dice vai Milik. Traiettoria larga. White Gamer, bella. Ciao White, buonasera. Stanno ancora Ciccio Rossonero non può sentire Calulu. Calulu. Stanno 1-1 ancora, sì, stanno ancora 1-1. Brozovic.
Manca 10 minuti alla Ancora fine, ragazzi. Brozovic, voglio stiamo giocando. Mannaggia Zelinski, Cerino. Bastoni, De Vrij. No, chi si è scritto? Dai, ragazzi. No, De Vrij, Bastoni, chi cazzo è Brozovic, Eriksen c'era pure il telefono, mi sembra. Quella era Eriksson. Ah, vabbè. Demme dice Napoliella, ma ci pensi il Milan con questo centrocampo? Calulu, Denkonger, che sì. Mamma mia, io boh, non lo so. Fonzi dice vai Milik. Danilo dice grande partita del Napoli oggi a parte la prima mezz'ora. Bastoni, Sì. attenzione a Bastoni. Vai Fabian, allargala, Insigne c'è. Dai. Passala sta palla, Fabian, passala, chi dà morta. Ma Chi dà morta, non può perdere Felipe. un pallone là, chi ti stramorta, Fabian. Cioè, gli ha proprio passata. Cazzo, non fa... No. Cazzo, questo è brutto. No. Oh, e chi dà morta? Oh, grande Ospina. Grande Ospina. Madonna, che salvataggio fa? No, Ospina questo salvataggio qua si è ripreso tutto. Ma ne ha fatti 3 o 4, mo. Ora è migliore. Ora è diventato migliore campo Ospina dopo la stronzata iniziale. Mo. E chi è morto ha fatto un gol, lo vantaggio all'andata. Allora. Ha fatto il gol per farci passare il turno e ha fatto l'errore per farci buttare fuori Fabio Ruiz. Poi chi era a fare il gol? Chi stava segnando? Eriksen alla volta. Drago 10 Bomber, forza Inter, dice. No, forza Napoli, testa da Kiwi, complimenti, Napoliello, Oddio, aspetta. Volevo sapere, dato che si parla anche di Inter, quindi anche di Conte, ho notato che il mister dell'Inter ha una cosa in comune, il parrucchino! Che tu c'hai il parrucchino come Conte! No. Parrucchino no, non ce l'ho mai. Mamma! Napoli tieni duro! Tieni dura Napoli! Tieni dura! Mamma, Ospina! Ospina, ma la bevi? Brozovic, però ora ci stanno schiacciando troppo indietro, no? Sì, decisamente. Ciccio Sonetro dice della Franci, sei d'accordo che se Napoli va in finale sarà dedicata alla sorella di Gattuso? Probabilmente sì. Sì. Rino dice dopo la papera in secondo me dovrebbero fare un bel gesto tutti ad abbracciare Gattuso a fine partita, capito? Sarebbe una bella cosa. Dai, rilancialo. Dai ragazzi, dobbiamo reggersi 10 minuti. Un gesto fatto dal cuore per Rino, che se lo merita. Sonia addirittura dice Ospina pallone d'oro. Che si è messo in gioco la sua carriera pur di venire a Napoli in un momento difficilissimo, perché tanti allenatori top non ci veniva un Napoli messo così. Dopo Ancelotti poi. Capite? Dopo Ancelotti. Cioè Gattuso non è un allenatore top, ma un allenatore con molta grinta che crescerà, secondo me. Che si sta dimostrando un grande allenatore. Non top, ma un grande allenatore. E poverimmo. Poverimmo, magari cresce ancora di più. Poi si dice speriamo di andare in finale. Se reggiamo così altri 10 minuti. Però non possiamo stare solo schiacciati, dobbiamo via palle e dobbiamo far male. Dobbiamo essere cattivi pure noi, non siamo più cattivi. Luca! Ragazzi, facciamo frega sul finale, Non siamo più cattivi noi, cioè quando attacchiamo, è ritornato come il primo. Ma insomma, non proprio, perché almeno ora li teniamo un po' più arginati. Sì, però li entrano facilmente. Li stiamo facendo tirare, però. Sì. Sarà emozionante, forza Gattuso, ti voglio bene, grande Ciccio. È il mio idolo Spina, Peppone Cuorazzurro lo sa che io sono contro Meret. Vabbè, ma a me Meret mi piace tanto. Anche a me mi piace. Però Spina sta partita non puoi dirlo niente. Sì, è andato bene. Allan, vediamo Allan come entra in partita, che Allan doveva essere un partente del Napoli. Entra Younes, dice Francesco Rotundo. Allora, Allan per Zelinski e Younes per Insigne, si confermato. Anche Younes ha trovato poco spazio negli ultimi. Ora vediamo almeno negli ultimi minuti. Anche Allan dobbiamo vedere se si è ripreso, perché non era più lui nelle ultime prestazioni. Queste cose qua. Maximovic allontana, stiamo a sentire. Bravo. Vai Milik, fa qualcosa di buono, perché è scivolato, ne hai fatto inutile merda. Fai qualcosa di buono, Milik, fai qualcosa di buono. Dai Allan, dice Francesco Rotundo. Si è andato Allan e Yamin Younes. Yamin Younes Milik a lunga conservazione già c'era. Vai Di Lorenzo, rimessa per il Napoli. Oh mamma mia. Vai Calletti.
Di Lorenzo nostra? fregato. No, è dell'Inter. Ma Madonna. come? Attenzione a Eriksen, Brozovic che allarga subito per Moses. Moses indietro da De Vrij. Fonzi chiede da chi è il Skriniar, capitano ora, immagino sia Handanovic. Callejon. Sì, è Callejon. Allan metti la quinta, Vai dice Sonia. Isai lunga, però regala il pallone a Skriniar per Eriksen che giostra ancora nel centrocampo dell'Inter, la fa girare da Moses indietro per Skriniar, da Skriniar verso De Vrij si accentra, la da Brozovic dal centrocampo dell'Inter, la dà per Bastoni ancora per Brozovic gestisce, la cambia il gioco verso Skriniar indietro verso De Vrij ancora da dietro, parte da dietro per Brozovic ancora da metà del centrocampo, la allarga per Bastoni, lancio lungo, attenzione per Lukaku, grande Maximovic ancora in copertura, Maximovic stasera spacca. ancora Biraghi, Dai, ragazzi. ancora Biraghi, palla per Bastoni indietreggia per De Vrij per Skriniar, ancora Skriniar avanza dal centrocampo, palla ancora per l'Inter, Barella fa Lukaku che si gira, palla al piede, attenzione, grande Isai, vai Insigne, usciamo da lì, vai Demme, portala via la palla, Insigne circondato da giocatori, troppi giocatori attorno. Però ora l'Inter riprende palla, l'Inter non ci sta, l'Inter pareggia 1-1, ma l'Inter non ci sta perché teniamoli sul centrocampo. Brozovic, vai giù, copriamo bene, pigliamoci la coperta, vai giù. Allora ancora l'Inter con Bastone. Poi si dice Sara. Bastone sta sempre fra i piedi, ma è rutto caccio. Tu non devi mollare. Ancora l'Inter. Mamma mia. 5 minuti. 5 minuti, ragazzi. Vai giù, vai, forza. Magniamo chill. Dai. Vai, contropiede. Oh, fallo, ammonito. Era ammonizione questo. Si partiva in contropiede, vai giù. Fallo su Di Lorenzo. Punizione, si rifiata un po', infatti ammonizione. Giallo. Infatti ammonizione, Sensi? Perché è entrato Sensi, sì, ammonito Sensi. Perché il Napoli andava in contropiede, intanto è uscito De Vrij, è entrato Ranocchia, che saltella in mezzo allo stagno. Donato Lupo, grazie mille, ieri sera ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti, che cosa? White Game alla live non la facevi su Instagram? Cosa? No, ieri. Lupo. Ecco. Non lo so, parlavo con DM. Cioè... Ma la live non facevi su IG? Su Instagram, no. No, l'ho ieri. fatta, sì, quella con Nerazzurro Schino, quando era stata, no ieri, quell'altro ieri. 2 sere fa? La partita d'andata ha influito tanto Donato. Quella del Milan, sì, parlano del Milan. Fallo di Moses su Isai. Punizione. Paolo ti dice, uè fra, tutto a posto? Sì, per ora sì. Per ora sì. Mi hanno fatto morire, però con mo sì. Dai, pochi mancano minuti. 2 minuti e ci saranno di sicuro 4-5 minuti di recupero. Ora 4-5 magari no, non è per che le sostituzioni qualche... forse sì, in effetti sono stati tanti cambi. Yamin Fonzi dice l'Inter fa troppi falli. Milik, Yamin, palla nostra, è fuori per... messa laterale per il Napoli in zona d'attacco. Campioni del mondo, grande Luca, tutto a posto, fra. Ci vediamo lunedì, già venute e ferran, già miseria. Isai si deve vendere. Era una domanda. Sono d'accordo. Sta da vendere un po' forza. Dai ragazzi, vai. Mannaggia, miseria. Simone Lemmo, forza Napoli, forza Rino. Grande Simone. Ma ora danno il recupero. 1 minuto più recupero, vai giù. Ora viene il peggio però, perché siamo 1-1, ora viene il peggio. Dobbiamo tenere unghie, denti stretti e unghie a fuori. Accorta a Moses, guarda là, da solo. Maximovic, ancora lui. Raga, dobbiamo reggere, non ci facciamo fregare sul finale. Dem dice io non ho ancora cenato per seguire il Napoli e te su YouTube. Uè, grazie. Simone, ve la meritate la finale, speriamo bene, speriamo Simone. Speriamo. Vincere, ti salutiamo Fonzi. Cazzo, Sanchez ancora, attenzione. Dai, raga. Ma tutti là no. L'Inter pressa, l'Inter pressa e noi reggiamo. Già, miseria, stanno facendo tutto. Mamma mia.
Mannaggia la miseria, mannaggia. Piglia Kiss, non fa grossa, non lo fa grossa. Mamma mia. Ma si riesce a prendere il pallone? 5 minuti, infatti, 5 di recupero. Simone Lemma sta dicendo che se la sta a fa sotto per noi. Anche noi. L'avevo detto che davano 4-5 minuti, dai. Eh, Non Dai. piglia Moses, non Madonna. lo fate grossare. Ragazzi, facciamo festi sul finale. Dai. Sali, Bravo, sali, 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 Vai sali. Alan, Dai, ma tieni Alan. un cacchio pallone. Mannaggia, Chi è morto. Mannaggia, Verona. Joel, rieccoti. È ancora l'Inter a pressare, a prendere palla e a Manca rimpostare. 5 minuti. 5 minuti di sofferenza perché l'Inter a fare la partita ora. Attenzione a sto Moses che punta ancora sui Mamma sai, mia, attenzione si accenda mamma mia, l'Inter, mamma da fuori mia. Brozovic, attenzione Brozovic, bastoni, ancora bastoni, Levategli quella allarga palla per dai Sensi, piedi, Sensi levate quella cross, palla dai piedi. ancora Maximovic, attenzione però, mamma mia, ancora Maximovic a liberare, Dai, Barella. dai. Moses. Mancano 4 minuti alla Ancora. fine della partita, siamo al Ancora 91esimo. Sensi. Moses, Barella, Brozovic non lo fate, Dai, attenzione Barella, palla ancora per Sensi, no, chi è l'Inter non molla. Biraghi, non è Sensi, Biraghi, attenzione ancora l'Inter, Ragazzi, andiamo a togliere quella palla dai cross in piedi. mezzo, oh, mamma mia, voglio, non li dobbiamo far crossare, c'è Luca Gli dobbiamo togliere quella palla dai piedi. dai, Dobbiamo uscire dall'area. no, perché questi continuano a crossare perché sanno che c'è Lukaku in mezzo, è pericoloso, Appunto. non lo fa crossare, cazzo, non... Ui, mamma. ma perché li fanno crossare? Me la taglia, chi t'ha morta, ma Ok, li fanno sempre crossare, li fanno. ok, mancano 3 minuti. 3 minuti. A Biraghi, meno male, dai Koulibaly, meno male. Palla o spina? Meno male, Koulibaly, contatto fisico. Meno male ci abbiamo 2 difensori alti, almeno quello. Cioè ci abbiamo tutti i tapparelli fra centrocampo ci abbiamo Koulibaly e Maximovic che sono 2 palli alla luce. Meno male. Ok, siamo riusciti a uscire dall'area di rigore, già qualcosa. Renato ci pensa sempre a loro. Sistemare tutto. Attenzione, Dai, attenzione l'Inter al riparte Sanchez con i ancora. calacci lunghi. Dai. Sanchez la tiene, buttala tu. Ok, Olè. palla per lui. Rimessa laterale Guarda, per noi. Però in in zona zona offensiva d'attacco per per l'Inter. l'Inter. Mamma mia. Chi è che si è fatto male? Ah, Maximovic. Sì. No, chi è? Boh, non ho visto. Forza Napoli, se vinciamo andiamo contro la Rubbe. Dai. Mercoledì Mamma altro mia, partitone. Oh, fallo su Milik. Io ci ho azzeccato Mancano quel 2 risultato, minuti. se finisce. Napoliello per ora ha azzeccato risultato e ordine dei marcatori. Ragazzi, dopo finita la live ci sarà il video post partita. Mi raccomando, venitela a vedere, Mi raccomando, lasciate pure i mi piace, condividete, come sempre. Sonia soffre con noi ma ci crede, grande Sonia. E poi dopo visto il mio video post partita, dopo finito il mio video post partita, vi invito ad andare nel video di Giottone 99 a vedere il pronostico che ho detto io e vedete cosa ho detto. Ho detto tutto, voglio. Così capirete se sono intenditore di calcio, se ci capisco, se conosco il mio Napoli. Ci ha azzeccato un pieno. Se sapevo che segnava Eriksen alla prima col Napoli, che se sapevo se segnava Mertens, uguale. Ci ha azzeccato in pieno. 1 minuto, ragazzi. Attenzione a sto L'ultimo minuto, 50 secondi. Mamma mia, voglio io tengo a paura. Vai, tieni il Dai. pallone, Milik, Sand, tieni il pallone, mamma. Dai, saliamo, ragazzi. 40 secondi. Uscito pazzo, mamma. Dai. Vai, Caicon. Non sbagliare, Caicon. No! Tagliaccino, Caicon. È fuori gioco. Tagliaccino, baffetto. Ma si mangia tutte i gol. Era fuori gioco. No, già, mi sei... Però sbagliava uguale, sbagliavi chi le la porta così. una vera giù, mannaggia la miseria, Davvero, guarda che Cagliano non fa un gol. ma lui la porta non la vede proprio, non la vede proprio, sa da mettere l'andina e l'occhiale, non so, Ragazzi, gli ultimi 5 secondi. Cazzo, Luca. Attacca l'Inter. Vai giù. Ah,
Via, 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 Allora, via, via, fuori, fuori, allora. fuori, fuori, che È finita! Sì, mamma! Siamo in finale! Ale, 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 Vesuvio! Oh, ale, 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 Vesuvio! Signori, Ale, ale, signori, ale, 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 signori. ale, Vesuvio! Perché Vesuvio è la terra che chiamiamo, dell'eruzione ce ne freghiamo! Ole! Vai Napoli! Signori, e Napoli è ufficialmente un finalista della Coppa Italia Insieme ai 2020. Ragazzi, ci Signori, vediamo al post mercoledì. partita. Vabbè, E ci vediamo domani sera, prima di mercoledì per la live della finale. Ci vediamo stasera per il post partita, perché muova che fu video. Mi raccomando, iscrizione, like, venite a vedere il mio video post partita e poi andate anche da Chiottone a vedere il video pronostico che Napoli è l'azzeccato. Niente, ciao a tutti ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con noi in chat ancora una volta e come sempre buonanotte a tutti amici da Napolil 87 e come sempre voglio forza Napolezza, andiamo in finale.